Allora, cominciamo questa giornata, questa seconda giornata presso la Villa dei Claricini Dorpacher, è la sede della Fondazione dei Claricini. Come ieri ho detto in un'occasione, questa sede è una sede storica, appartenuta a una famiglia che si chiamava De Claricini Dorpacher, che veniva da Bologna nel 1200 a Cividale del Friuli per esercitare delle funzioni professionali, cioè erano dei professionisti, e quindi si sono insediati a Cividale del Friuli, come la storia vuole. Ovviamente nel tempo hanno esercitato diverse funzioni sul territorio, importantissime, sociali, economiche, politiche. Da Cividale dopo si sono anche espansi sul territorio, come ho detto, fino a Gorizia, governando anche Gorizia, ma dopo fino a Padova, dove avevano una seconda sede importantissima, inserendosi nella società civile, religiosa ed economica. A Padova addirittura hanno governato per 42 anni l'Arca del Santo, che vuol dire tantissimo a Padova, e quindi diciamo così, è una famiglia che storicamente ci ha lasciato molte eredità, soprattutto ci ha lasciato degli archivi importantissimi dal 1400 in poi, che abbiamo tuttora. Pubblichiamo anche volumi sulla storia della famiglia. È una famiglia che erano studiosi, erano appassionati di arte e hanno lasciato anche in questo campo un'eredità notevole che riguarda Dante. Dante è di casa, possiamo dire, in questa fondazione, perché l'unico codice dantesco del 1466 appartiene a questa famiglia, il codice De Claricini, che è stato trascritto qui a Cividale del Friuli. Ci sono tantissimi codici, ma devo dire che questo codice è uno dei due capostipiti, no, dei codici che sono stati studiati in Italia. Questo ci consente anche di svolgere tutta un'intensa attività culturale, circa 60-65 eventi all'anno in ambito culturale, in ambito anche economico. Esercitiamo anche una funzione economica con l'azienda agricola, che è stata anch'essa ereditata, cioè nel 1968 la famiglia si estingue, sia a Padova che a Cividale del Friuli e qui a Moimacco. Questa famiglia ci ha donato in eredità tutti i loro beni. Qui in Friuli è nata la Fondazione dei Claricini Dorpacher nel 1971, che ha come compito essenziale quello che ho detto ieri in apertura, quello di svolgere delle attività anche in ambito alto medievale o medievale che sia. Siamo in un complesso monumentale che è nato nel 1690, con tutto questo compendio. Ovviamente qui ci siamo in una delle sale, no, per convegni e per attività varie. Non è la sala originale, perché qui erano le scuderie una volta, ma quello che è rimasto intatto è la villa, una villa veneta, che è classificata tra le ville venete, che è musealizzata, che magari no, qualcuno di voi vorrà vedere. Poi dopo ci sono i giardini storici, il giardino all'italiano e il giardino all'inglese, i quali sono stati selezionati anche dal Ministero della Cultura nell'ambito del PNRR, dove abbiamo un investimento proprio specifico per la rigenerazione. Il cantiere è appena partito, quindi non potrete vedere pochissimo, ma diciamo così, il cantiere PNRR è partito e spero che entro un anno i giardini tornino allo splendore, no,
di cui si parla. Ecco, vi ho voluto fare una piccola carrellata così per dire dove siete. Siete arrivati a Villa de' Claricini, bene, dove ci troviamo? Ci troviamo però in comune di Moimacco. Siamo ai confini proprio tra il comune di Moimacco e il comune di Cividale. In quest'area, lo dirà il sindaco qui, Enrico Basaldella, che ho chiamato qui perché ieri c'era il sindaco di Cividale a Cividale, oggi c'è il sindaco di Moimacco qui a Villa de' Claricini. Capite che io devo farmi sempre tra due personaggi, devo correre da tutti e due. E quindi adesso magari termino qua questa introduzione. Professore, poi lasciamo la parola. Allora, iniziamo la parte, non quella clou, ma la parte più lunga dei nostri lavori, che si svolgerà tutta qui nella villa. I pranzi sono qui, le attività sono qui, abbiamo, a parte la prima giornata dove troviamo le sedie, quindi troviamo posto, quello che manca di sedie arriveranno, c'è ancora qualche posto, occupatelo, di sedie ne abbiamo finché vogliamo, possiamo raddoppiarle, è solo organizzativamente che è la prima mattinata che serve. Però mi pare che siamo numerosi, iniziamo i nostri lavori con impegno, per qualunque necessità ci sono io, c'è il Presidente, ma soprattutto c'è c'è Giancarlo, il dottor Scoini che è lì, eccolo, se abbiamo qualche esigenza facciamo riferimento a lui, che è il gastaldo della villa, e quindi lui ha a disposizione di cavalli, cibo, vino, tutto quello che serve, ecco, che sono le cose che contano nella vita, ecco, le altre cose non servono. Ecco, no. Il vino lasciamolo da parte per il per momento, la sera, no? per la sera, per la sera. Anche se ne abbiamo, ma lasciamolo da parte. Voglio dire che logisticamente potete chiedere a me, potete chiedere giustamente al Presidente, ma poi noi chiediamo tutti a lui perché è lui che ha le chiavi. Quindi fate pure riferimento a me o alla professoressa Stroppa, che la conoscete bene, e poi comunque sappiate che passiamo da Giancarlo. Io vi auguro buon lavoro e lascio al sindaco perché noi vogliamo tornare qui. Benissimo, ben volentieri, ben volentieri. Buongiorno a tutti, benvenuti a Moimacco, auspicando poi di rivedervi appunto come diceva il professore. Un caloroso benvenuto da parte mia e di tutta l'amministrazione e un ringraziamento a voi per essere qui e alla Fondazione De' Claricini per questo evento. Fondazione che ringrazio spesso, devo dire, ho ringraziato spesso in questi anni per il grande numero di eventi che hanno portato prestigio anche al nostro territorio. Ma devo dire la verità che in questo caso il livello, diciamo, dell'evento organizzato in questi 4 giorni ha superato ogni aspettativa. Pertanto appunto un grande ringraziamento al Presidente Cernoia. Tra l'altro l'aver organizzato oggi qui a Moimacco mi ha anche risparmiato qualche cerimonia di commemorazione del 25 aprile, che fa freddino fuori adesso, per cui... Ah, vabbè. Ecco, io non vorrei dilungarmi molto anche perché penso di poter affermare con una certa sicurezza di essere uno dei meno titolati a parlare di storia tra i presenti in questa sala. Lui è un medico. Appunto. Però ecco, un pensiero volevo condividerlo perché ieri, ascoltando le parole del direttore Cerno, il coordinatore del convegno, in apertura appunto dei lavori, ecco, mi si è, come dire, accesa una lampadina in testa. Lui parlava del fatto che Grimoaldo e i Longobardi in generale non fruivano di una buona stampa. Chiaro che questo è un riferimento, diciamo, eccoci, un riferimento chiaramente al suo vissuto, no? di direttore di giornali importanti come Il Tempo, e che rende l'idea appunto di questa sorta di resistenza che veniva opposta da parte della cultura preesistente a quella, come dire, longobarda per l'appunto, no? E lì ho pensato a una simmetria, che evidentemente non sono il primo a indovinare, tra la cultura e la genetica, la biologia, che è una cosa, come dire, nella quale mi sento un po' più a mio agio, ecco.
E ho realizzato questa cosa, ho detto vabbè, cioè, in realtà cultura e biologia e genetica si comportano in una maniera abbastanza simile nell'avere a che fare con le popolazioni. Perché nonostante ci possa essere una resistenza quando due patrimoni culturali o genetici si confrontano, alla fine la tendenza è quella alla mescolanza. Ed è una tendenza necessaria, come l'aria. Perché? Molto semplicemente perché noi abbiamo delle caratteristiche che sono selezionate nel tempo per un determinato ambiente e fin tanto che l'ambiente rimane uguale va tutto bene, funzioniamo. Ma quando l'ambiente cambia, le nostre caratteristiche potrebbero non essere più adatte e quindi bisogna cambiarle, bisogna selezionarne di nuove. Ma come si creano nuove caratteristiche? Attraverso la mescolanza. La genetica ci insegna questo, ma evidentemente anche la cultura ci insegna questo. E quello che era la cultura romana, il contesto nel quale si era sviluppato, evidentemente stava cambiando e quindi quel modello non era più, diciamo così, adatto. Per questa ragione effettivamente la mescolanza che è seguita, diciamo, all'arrivo di una cultura nuova come quella longobarda è stata alla base del successo anche di questa cultura, che diversamente da quella romana non si limitava a, diciamo, mantenere le distanze, cioè a riconoscere le culture con cui veniva in contatto ma a mantenere le distanze, ma appunto si mescolava, faceva propria e modificava nello stesso momento, diciamo, le culture preesistenti. Questo è un aspetto, io credo, che ci insegna molto e che indica quanto sia importante effettivamente ad oggi affrontare, approfondire queste tematiche, perché siamo alle soglie anche noi di grandi cambiamenti e capire come far fronte a questi cambiamenti è essenziale. Le mescolanze sono essenziali. Beh, tra l'altro, permettetemi questa piccola nota, Moimacco, il nostro comune, porta un nome che simboleggia questa mescolanza, perché la radice deriva dalla gens Mummius, quindi evidentemente di natura di origine romana, ma la desinenza, la terminazione in acco indica invece una contaminazione, se così vogliamo dire, di epoca barbarica, no? E siamo ancora qua, la nostra comunità è ancora qui, il che vuol dire che questa mescolanza ha avuto successo. E questo è il messaggio appunto che mi è sembrato opportuno di potervi portare, umilmente ovviamente, come ho già detto, essendo distante un po' dal mondo della storia, più vicino a quello della biologia. Grazie a tutti quanti voi per essere qui oggi, vi auguro una prosecuzione proficua appunto dei lavori qui in Villa dei Claricini a Moimacco. Grazie. Grazie al sindaco, che è un sindaco amico, quindi diciamo ancora di più, no? Lo ringraziamo. Professore, adesso cominciamo subito i lavori, no? Allora, la professoressa Scarton assume la presidenza. Che è arrivato ieri sera perché ha perso il volo, parti da lui e poi andiamo avanti. Allora, ecco, Zanzara si è parlato, posto di Busino. Ah, va bene, ok, buono. Io direi ne facciamo 4. 1, 4, 5, poi finiamo. Buongiorno a tutti, scusate, erano 2 comunicazioni di servizio. Sì, qui davanti ci sono ancora dei posti liberi, quindi potete, anche se è la prima fila, vi prendiamo volentieri. Io direi grazie a tutti, intanto voi che siete presenti, grazie alla Fondazione Claricini, grazie al professor Archetti, a tutti gli organizzatori di questo super convegno.
Mi fa piacere perché gioco in casa e essendo anche un po' aragonese, come dice il mio maestro che sta qua in prima fila, effettivamente oggi sono un po' a ponte fra il regno e il ducato e quindi grazie anche di avermi permesso di presiedere questa sessione. E mi è stato segnalato che il dottor o il professor Nicola Busino dovrebbe cominciare la sessione di questa mattina e quindi lo chiamo subito al tavolo dei relatori. È stato preso in contropiede e quindi cominciamo da lui. Io mi metto qua, lasciamo qua i relatori così hanno il microfono, grazie. Sì, grazie molte. Eccola, benvenuto. Grazie. Prego. Ma figuri. Secondo per caricare la presentazione. Non so se dobbiamo, no, va bene qua. Devo caricarla lì? No. Devo far vedere forse. Devo far vedere? Ma dove devi inserire? Ok, allora ci posso Scusi. Io anticipo subito ai relatori che i tempi che mi sono stati comunicati per le relazioni sono fra i 15 e i 20 minuti, quindi vi inviterò a rispettarli e a metà mattina circa faremo una piccola pausa. Il professor Nicola Busino ci parlerà di armi e tecnologia in età longobarda, è un docente dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Ora arriviamo con l'upload. Bene, allora, professore, a lei la parola. Grazie. Buongiorno, scusate questi piccoli intoppi che si aggiungono a quelli di ieri, per cui insomma, abbiamo fatto il pieno. Speriamo. No? Ancora non ci siamo. Nel frattempo, prima di cominciare, ritengo doveroso rivolgere un ringraziamento a Gabriele Archetti, al Centro di Studi Longobardi e agli altri enti che hanno organizzato questa importante manifestazione per avermi invitato a tenere una relazione in questa prestigiosa cornice del quarto convegno internazionale del centro, caratterizzato anche quest'anno da un ampio respiro multidisciplinare che credo sia un vero fattore identitario di questi incontri. E proprio il carattere multidisciplinare ha contraddistinto sin dall'inizio l'ambito di ricerca che mi è stato proposto di affrontare, ovvero le armi e lo studio dei relativi annessi aspetti tecnologici con riguardo alla necropoli di tradizione germanica presenti nella penisola italiana in età tardo-antica, un filone di studi, come è stato recentemente ribadito, avviato da Marcello Rotili negli ultimi anni 70, con lo studio di oggetti provenienti dalla necropoli di età longobarda di Benevento. Già in quella circostanza le particolarità compositive, nonché le tecniche di lavorazione che emergevano dallo studio archeometrico di quegli oggetti, e su cui mi soffermerò più diffusamente oltre, restano allo stato attuale il contributo più complesso condotto su spade di ambito longobardo e costituiscono un forte indizio della tradizione manifatturiera decisamente estranea, al patrimonio di saperi riconducibili all'ambito mediterraneo. Naturalmente tale acquisizione ha ingenerato forse qualche facile semplificazione più avanti, per cui si giungeva all'assioma che la presenza di conoscenze manifatturiere d'Oltralpe di fatto identificavano ipso facto la presenza di popolazioni germaniche in Italia.
In realtà, come si cercherà di argomentare in questa circostanza, il dato è alquanto problematico e si inserisce in un quadro storico di riferimento a sua volta molto complesso, ovvero gli anni successivi all'arrivo dei Longobardi nella penisola e l'età di Grimoaldo, ma che ha potuto beneficiare negli ultimi 30 anni di importanti acquisizioni di conoscenza, specie sul piano delle attestazioni materiali. Proprio con riguardo a queste ultime, uno studio recente ci ha mostrato come insieme alla comparsa dei contesti mediterranei di armi di manifattura germanica figuri anche la presenza di altre categorie di manufatti in ferro, anch'essi rinvenuti in ambiente longobardo e o in genere in contesti di area merovingia orientale, e certamente non pertinenti alla tradizione mediterranea. In altre parole, appare evidente come la comparsa delle armi non costituisca affatto un episodio isolato e men che meno non radicato o sganciato da un più ampio orizzonte di cultura materiale in cui le arti del fuoco svolgono un ruolo importante. I manufatti metallici di cui si diceva, vomeri di arato di ferro, staffe in ferro e leghe di rame, tra l'altro, non sembrano nemmeno essere noti nella penisola italiana prima della seconda metà del VI secolo, il che, seppur indirettamente, ci autorizza a pensare al periodo cosiddetto delle grandi migrazioni come una fase di indubbi mutamenti sul piano politico-istituzionale o anche militare e dell'assetto complessivo del territorio, ma anche, se non soprattutto, sul piano della cultura materiale. Ragionare di armi e tecnologie nella produzione metallurgica e tecnologie della produzione metallurgica non può però prescindere da un'altra considerazione generale su cui però non ho il tempo di soffermarmi con puntualità, ovvero che le armi non provengono per diversi motivi da contesti, per così dire, domestici o d'uso, ma ci giungono in larga parte come corredi di aree funerarie. Fanno parte cioè di una forma di autorappresentazione sociale, selezionate da determinate elite per raccontare il prestigio del proprio lignaggio in rapporto alle comunità di riferimento. Infine, come spesso accade sul piano della ricerca della cultura materiale, parlare di questi problemi significa contare poco o nulla sul contributo delle fonti scritte, che sono assolutamente scarse e laddove presenti sono molto frammentarie. Ad esempio, circa i processi di lavorazione del metallo, dovremo niente meno attendere il trattato di Vannoccio Biringuccio, stampato per la prima volta nel 1540, benché sia altamente probabile che esso si riferisca a saperi più antichi. Tanto se vogliamo sorvolare su opere dal carattere enciclopedico, quale il De Diversis Artibus del monaco Teofilo di età romanica, che pure offre indicazioni sulla tempra dei metalli. In tale penuria di attestazioni preziosa risulta il cenno contenuto in una lettera del 523-526 riportata nelle varie di Cassiodoro, in cui si ringrazia il re dei Varni per le spade donate a Teodorico, oggetti che si distinguono per la loro lucentezza, splendet illic claritas exposita, ma anche per la loro resistenza, dato che si tratta di spatas arma desecantes. Inoltre Cassiodoro non può fare a meno di notare come al centro della lama vi siano degli alveoli in cui videntur crispari posse vermiculis, che crea una sorta di ombreggiature che fa sembrare il metallo in textum varis coloribus. Si tratta di un passaggio molto noto in cui si riesce a cogliere quale valore assoluto delle armi donate a Teodorico la giusta mistione tra bellezza ed efficacia letale. Già nel 1998 Vasco La Salvia, alla luce di alcune analisi metallografiche condotte su 2 esemplari di spada lunga a doppio taglio rinvenuti nella necropoli pannonica di Egico in Ungheria, rilevava le forti aderenze con i dati che Rotili aveva già acquisito 20 anni prima sulle spade beneventane, o meglio sugli scramasax, ovvero queste armi corte a unico tagliente. Ciò induceva La Salvia ad affermare che tale accostamento dimostra in modo inequivocabile, da un lato, l'alto livello raggiunto dalle maestranze nel produrre un oggetto molto resistente e dall'altro, e in rapporto alle metodologie utilizzate dagli artigiani, l'affermarsi e lo stabilizzarsi dei processi di produzione. Fra i reperti beneventani conservati, come noto, presso il Museo del Sannio di Benevento, figurano 6 spade lunghe a doppio tagliente e 5 scramasax. Si tratta di oggetti provenienti da un rinvenimento fortuito avvenuto nel 1927 in contrada a Rezzapiana, che il già citato studio di Rotili ha saputo ricollocare e ricondurre all'interno di uno spazio cimiteriale che doveva estendersi lungo il lato destro di Viale Principe di Napoli.
coincidente con la direttrice dell'antica Via Latina, nel suo segmento appena esterno alle mura tardo-antiche della città e fino al fiume Calore. La necropoli, che non fu scavata nella sua presumibile estensione complessiva, venne indagata, per quel poco che fu, senza alcun criterio scientifico e fu tra l'altro oggetto di furti e manomissioni successive. Grazie alle ricerche di Rotili è stato possibile ricostruire come alcune sepolture fossero coperte da lastroni di travertino che dovevano essere relativi a cavalieri, i cosiddetti arimanni longobardi, ovvero gli uomini liberi che componevano l'exercitus. Fra le spade lunghe, 2 di esse, precisamente la 5 e la 6, sono state 2 di esse sono state sottoposte ad analisi metallografiche per appurarne la durezza e ad analisi chimiche per l'individuazione del contenuto di carbonio. È noto che la composizione della lama poteva essere il frutto di 2 diversi procedimenti di produzione. Il primo, molto antico e già noto in età preromana, consisteva nella semplice giustapposizione di saldatura a caldo, ottenuta mediante martellamento di lamine di ferro dolce con altre lamine di acciaio poco carburato. Il secondo procedimento, noto come damasco saldato occidentale, risalirebbe ai primi secoli d.C. In questo caso il fabbro dapprima univa insieme 3 o più sottili lamine di ferro dolce con 4 più lamine di ferro carbonato e quindi realizzava una barra che veniva in seguito in parte o tutta ritorta a spirale e appiattita al maglio. Era l'anima della spada, a cui poi venivano affiancati i taglienti. Non voglio dilungarmi oltre sulle tecniche di lavorazione, ma nella sostanza il problema riguarda la presenza più o meno importante del carbonio, il processo di acciaificazione. Ecco, il processo di acciaificazione del ferro, ben rilevabile appunto dall'analisi archeometrica, consisteva appunto nell'aumentare empiricamente il tenore del carbonio nel ferro, facendogli assumere la struttura d'acciaio vero e proprio. Tornando alle analisi delle spade beneventane, il primo campione, ecco, vediamo se si vede, si vede il puntatore, sì. Il primo campione mostra 3 differenti zone chiaramente distinguibili, vedete il corpo centrale, no? Il corpo centrale di forma irregolarmente rettangolare al quale poi vengono uniti 2 pezzi, i 2 taglienti, diciamo così, i 2 taglienti laterali di forma piramidale. La porzione centrale appare composta da elementi diversi. Ad un foglio di ferro centrale sono state infatti aggiunte alcune lamine secondo linee di saldatura ancora evidenti che presentano diverso tasso di carbonio. Appare dunque chiara questa tecnica di composizione della lama, della saldatura a bande per la produzione del corpo centrale dell'arma. Per quanto riguarda poi i taglienti, cioè gli elementi laterali che vengono aggiunti al corpo centrale, da identificarsi con gli elementi piramidali, appunto, essi sono composti da un singolo pezzo di metallo che mostra una struttura molto carburata, molto ricca di carbonio. Risultati simili hanno riguardato il campionamento effettuato nei pressi della punta. Anche in questo caso è riconoscibile una parte centrale, quindi più chiara, composita, alla quale sono stati aggiunti in un secondo momento 2 semiprodotti piramidali, ovvero quindi cuore e nucleo della spada e 2 taglienti. Nella spada numero 6 è stata campionata anche qui attraverso una sezione trasversale nei pressi della punta, della sola punta. L'insieme delle strutture si presenta assai simili a quella dell'arma in precedenza trattata, evidenziando una porzione centrale in cui si aggiungono 2 elementi ai lati, 2 elementi piramidali, con linee di saldatura molto chiare tra il nucleo della spada e i suoi taglienti molto individuabili. Come nel caso precedente, i fogli della porzione centrale dell'arma hanno differenti contenuti di carbonio, mentre i tagli sono fortemente carburati. Benché le lame composite che costituivano il cuore delle spade beneventane non vennero ritorte per donare alla spada il classico effetto della damaschinatura, che però è un tipo di lavorazione che vedremo essere attestata in Italia, la giustapposizione di elementi di ferro carburato con altri di ferro dolce conferma la perizia con la quale i fabbri utilizzavano la tecnica della saldatura composita alla forgia, che consentiva la realizzazione di armi assai efficienti. I dati che si ricavano, dunque, erano indici di durezza, tanto negli indici di durezza quanto nelle percentuali di carbonio, proiettano questo tipo di manifattura ad un contesto assolutamente in linea con il mondo
franco-merovingio, se non alle volte, insomma, con livelli di perizia forse maggiore. La struttura stratificata delle due spade si ritrova altresì nello scramasax, cioè in questa arma più corta con un solo tagliente, che, come si anticipava, insomma, aveva delle vistose tangenze con un oggetto analogo proveniente dalla necropoli di area pannonica di Egico, di area danubiana di Egico, con una struttura stratificata nella quale un cuore d'acciaio, costituito quasi di sola perlite, veniva inglobato in un foglio di ferro con diverso titolo di carbonio. È stato appunto Vasco La Salvi a sottolineare come tale congiuntura tra le tecniche di fabbricazione di area danubiana e quella di area peninsulare appaia evidente, un tratto che si è andato corroborando anche in seguito ad anche a seguito di un crescente numero di analisi metallografiche su diverse spade e coltelli da contesti merovingi e longobardi. E quindi si è evidenziato questo alto livello di continuità nell'uso di specifiche catene operative, sia naturalmente la presenza di un artigianato qualificato già a partire da un periodo assai interiore. Da un periodo assai interiore, per intenderci, al periodo delle grandi migrazioni. Accenno anche rapidamente all'altro ambito per il quale anche Marcello Rotili ancora ha condotto indagini pionieristiche dal punto di vista delle analisi metallografiche, ovvero le armi conservate al Museo di Novara e provenienti dalla necropoli di Borgo Vercelli nel Vercellese. Anche in questo caso si trattò di analisi radiografiche ed esami ad ultrasuoni per individuare procedimenti di lavorazione, esistenza di decorazioni, difetti di fabbricazione e stato di conservazione. Tra i risultati particolarmente interessanti si può forse citare, in questo caso, la probabile presenza di damaschinatura per realizzare la ossatura centrale di alcune spade. Ripeto, un complesso di lavorazione che donava al manufatto resistenza unita a bellezza, cioè, come dire, al soddisfacimento di un certo senso estetico. Sulla damaschinatura, ecco, vorrei un attimo soffermarmi cioè una tecnica ben documentata dalle analisi condotte ai raggi X da Cornelia Rupp per la necropoli di Nocera Umbra nel Ducato di Spoleto. Le armi rinvenute in alcune tombe propongono metodi di forgia più complessi e propriamente riconducibili proprio a questa tecnica. Anche in questo caso i caratteri siderurgici delle spade hanno permesso di ipotizzare probabili connessioni con le manifatture, con manifatture dei territori d'Oltralpe. Inoltre la presenza di talune forgiature isolate dal contesto umbro, cioè del tutto inedite nel panorama italico, sembrerebbero alludere addirittura a dinamiche di importazione verso la penisola. La tecnica della damaschinatura è in questo caso piuttosto diffusa negli esemplari nocerini, proprio sulla base degli effetti estetici che questa tecnica produttiva provoca sulla superficie della lama. Le spade sono state suddivise ulteriormente in diversi gruppi, almeno 7. Ecco, vi faccio vedere il primo gruppo, cioè le differenziazioni erano caratterizzate sulla base dei solchi che si riscontravano sulla damaschinatura. Ecco, questo è un po' un estratto di alcune tombe che riportano i diversi gruppi, cioè faccio vedere il primo gruppo, il secondo gruppo, vedete, queste sono le analisi ai raggi X che mostrano, diciamo, la tipologia di damaschinatura che è stata rilevata su questi oggetti. Il terzo gruppo, ecco, damasco angolare a 3 o 4 binari. Insomma, la damaschinatura si presenta negli esemplari di Nocera Umbra non solo un fenomeno tutto sommato di lunga durata, nel senso è attestato, diciamo, su un numero consistente di spade provenienti dalla necropoli, ma soprattutto è una tecnica differenziata, cioè si caratterizza per caratteristiche di varietà di soluzioni. Queste caratteristiche degli oggetti hanno spinto naturalmente questa connessione del Ducato spoletino, comunque dell'Italia centrale, durante il periodo longobardo, a ipotizzare la presenza di officine specializzate nella produzione di armi, officine che erano già forse attive già nell'ultimo terzo del VI e nella prima metà del VII secolo. Inoltre l'esame delle tecniche di produzione, e questa volta è l'ultima citazione che faccio di Vasco, e Vasco mi perdonerà per questo, alludono a
cito, l'esistenza di una rete commerciale che collegava il regno longobardo con il resto dell'area merovingia orientale, la Lamagna, e più raramente con le aree di provenienza franche, più a occidente. In ultimo, la continuità che questa tecnica della damaschinatura trova applicazione a Nocera Umbra suona come ulteriore conferma della lunga durata della tradizione armaiola della cultura germanica occidentale e in particolare nei contesti di presenza longobarda. Al tempo stesso prova il trasferimento di tecnologie e artigiani dalla Pannonia, assecondando in ciò le suggestioni preconizzate da Istvan Bona, maestro dell'archeologia pannonica, nonché dalle ricerche di Marcello Rotili. Fine della citazione. Concludo scusandomi per il modo un po' frettoloso e forse un po' improprio, forse in parte improprio, con cui ho passato in rassegna queste ricerche dall'ambito altamente specialistico. Tuttavia appare utile ribadire come l'approccio archeometrico abbia consentito di formulare parte delle attuali ipotesi inerenti a questi aspetti della cultura materiale di età longobarda e più nello specifico. Le spade alluderebbero alla presenza e all'attività sul territorio italiano durante il periodo longobardo di consistenti produzioni artigianali caratterizzate da manodopera specializzata attiva tra l'ultimo terzo del VI e la prima metà del VII. Eppure sfugge il profilo della committenza, ovvero le eventuali tangenze con le elite politiche, se è vero che queste armi rappresentano comunque uno status symbol, no? Per chi le possiede. In altre parole, mi domando se possa esistere un rapporto tra i ceti dominanti e l'apparato produttivo, come forse si può scorgere nel controverso passaggio di Paolo Diacono alla fine del primo libro di Storia Langobardorum a proposito del leggendario Alboino, arma quoque precipua subeo fabbricata fuisse. Le armi, altro aspetto, le armi alludono a una rete commerciale che metteva in relazione il regno longobardo con il regno dell'area merovingia orientale, in particolare con le regioni alamanne, data l'affinità dei prodotti di Nocera Umbra con quelli provenienti dalla necropoli di Schresheim, per esempio, una necropoli in Baviera, insomma un ricco cimitero bavarese di oltre 500 sepolture. E meno frequenti sembrano i rapporti con l'area franca, che pure non sono del tutto assenti, ma riguardano evidentemente una situazione differente. Mi sembra che questi rapporti con le aree del Trapper siano stati indagati nella sola prospettiva di spiegare i nuovi fenomeni che compaiono sul piano materiale nella penisola italiana. Si trattò di rapporti duraturi? Sul piano della cultura materiale esistono relazioni tra i nuovi contesti mediterranei e le aree continentali dopo la stagione delle migrazioni? Sul trasferimento delle conoscenze tecniche senza soluzioni di continuità per il ciclo della forgiatura dai settori pannonico-danubiani a quelli italiani fa pensare alla contestuale migrazione di artigiani al loro patrimonio tecnico-produttivo. Dove confluiranno questi saperi? Cioè dove all'indomani della vicenda iniziale, dove arrivano questi saperi? Fanno parte, rientrano all'interno di una conoscenza di per sé anonima della tecnica di forgiatura, dei metalli, della cultura manifatturiera nell'alto medioevo mediterraneo? Grazie. Grazie a Nicola Busino per questa relazione molto bella, molto specialistica, però direi di estrema apertura, perché al di là di spade che cito, hai definito di bellezza ed efficacia letale, mi hai colpita, e di Scramasax, c'è questa apertura anche verso quello che può essere il quadro di specializzazione nella produzione, di scambi di commerci, di contatti culturali, che effettivamente è il vuoto sulla committenza, perché poi sappiamo qualcosa sulla produzione, ma la committenza e le quantità ci sfuggono. Riguarda anche altri ambiti manifatturieri, produttivi. Ho sentito la relazione di Silvana Rapuan, però anche sulla ceramica. Assolutamente. D'accordo. Grazie Nicola Busino per questa bella relazione. Chiamo allora al tavolo dei relatori il professor Francesco Borri dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Benvenuto.
non mi alzo nemmeno, il quale ci parlerà dei duchi del Friuli nel VII secolo, quindi restiamo con Francesco Borri per ora nel Ducato. Sì, allora bene. A te la parola. Grazie mille, allora è un piacere essere qui, grazie, mi unisco ai ringraziamenti agli organizzatori. Io mi sono attenuto al compito che era desiderato, che appunto è stato richiesto all'argomento del comitato scientifico. Sono argomenti già trattati in parte, quindi tralascerò diciamo la parte della narrazione, concentrandomi più sull'analisi. Mi scuso se qualcuno non ha presente questi episodi, ma probabilmente li conoscete meglio di me. Allora, discutere brevemente la realtà politica del Friuli durante il VII secolo non è semplice, ma in questa circostanza la natura della documentazione ci viene incontro perché, e cito, il Ducato friulano passa una fase di buio pressoché totale per il VII secolo, scriveva Stefano Gaspari in un celebre contributo dedicato all'argomento. Siamo infatti in grado di ricostruire la successione dei duchi che governarono la regione, ma le informazioni sono generalmente assai laconiche. Di personaggi come ad esempio Landari conosciamo solo il nome. Infatti ci concentreremo un po' sui nomi di questi personaggi. Questo compito è comunque necessario perché il Friuli si qualifica senza dubbio, o forse con qualche dubbio, ma con probabilità, come il più importante ducato langobardo, come scriveva Harald Krawinkler anni fa. E anche Gaspari, che cito una seconda volta, dedicava una sezione nel suo libro del 1978 interamente ai duchi del Friuli, come accadeva per Spoleto e Benevento. E scorrendo questa lista si può comprendere come l'affermazione di Harald Krawinkler sia sicuramente corretta, ossia sull'importanza del Friuli, ma ritengo che l'importanza di questa regione fosse un processo più che lì sin dall'inizio. Infatti fu il VII secolo che vide l'ascesa della regione e il radicarsi delle strutture di governo intorno a Cividale, alla Fortezze, successivamente a una fase che era stata quella della conquista, dove il potere si era orientato in una direzione diversa. Però si tratta di una lezione di natura complessa, perché la fonte principale che abbiamo è Paolo Diacono, che molto spazio dedica al Friuli. Paolo infatti racconta lungamente la leggenda del primo duca, Gisulfo, che era nel suo racconto nipote Marfais, una sorta di maresciallo di Alboino, e quindi della stirpe dei Gausi, una delle stirpi più importanti. Ed è una storia narrata però per la prima volta quando il regnum già non esisteva più e poteva essere una proiezione nel passato del ruolo che i duces del Friuli ricoprivano tra VIII e IX secolo, quando erano importanti personaggi dell'amministrazione imperiale. Gisulfo ritorna in un secondo passaggio di Paolo Diacono, sarebbe stato uno dei 35 duchi che alla morte di re Clefi avrebbe diviso il potere, ma non compare in altre fonti e l'evidenza archeologica che confermerebbe il suo ruolo è stata messa in dubbio in un importante studio di Irene Barbiera qualche anno fa. Il nome Gisulfo non di meno appare dinastico. Sappiamo che importanti stirpi si istanziarono nelle regioni nord-orientali dell'Italia, dotate probabilmente di tradizioni proprie, forse visibili archeologicamente. E noi sappiamo che questi duchi del Friuli avrebbero dominato la provincia fino al VII secolo e poi alla metà del VII secolo e poi avrebbero avuto una lunga vita a Benevento. È un racconto di Giordane per cui, come è notissimo, alcune famiglie di origine considerata semidivina governavano i Goti. Il legame con Alboino rimane tuttavia difficile da provare. Nepos, come l'equivalente nepta che è stato studiato da Caterina von Winkler, è un termine ambiguo e spesso utilizzato per creare una vicinanza a posteriori tra un importante aristocratico e un sovrano. Ne abbiamo numerosi esempi. Soprattutto il nome Alboino non compare mai nella genealogia del Friuli, non è un nome dinastico. Suggestivo a questo riguardo è come negli strati più antichi dell'Historia Langobardorum i duchi più importanti fossero soprattutto quelli delle pendici occidentali del regno e quelli di Trento. I primi avrebbero avuto un ruolo importante nelle incursioni longobardi in Borgogna della seconda metà del VI secolo, che avrebbero portato al confronto con dei patrizi di Provenza. E invece i duchi di Torino avrebbero anche
creato già nel 590 un re, il celebre Agilulfo, che nell'interpretazione di Georg Jarnut apparteneva alla genealogia degli Agilulfingi. E lo stesso Trento, una centralità dalla frontiera con i Bavari. Sappiamo delle vittorie del duca Evin e del suo matrimonio nell'aristocrazia bavara, che ne avrebbe creato un cognato del re. E quindi sappiamo poi di altri importanti duces vicini alla monarchia come Zaban e un certo Sundari, personaggi misteriosi. Il primo duca del Friuli che conosciamo dalle fonti contemporanee proviene da una lettera delle epistole austrasiche del 590. È un certo Gisulfo, figlio di un Grasulfo, e avrebbe riconosciuto l'autorità dell'imperatore assieme ai suoi primores, leggiamo, e al suo exercitus. Anni più tardi, nel 603, questo stesso personaggio, assieme al duca di Trento, sarebbe ritornato con la fedeltà al re dei Longobardi. L'episodio è significativo per quanto breve, perché se il re Agilulfo viene ricordato dalle fonti contemporanee anche, più o meno contemporanee, come il riunificatore del regno e l'uccisore di altri duchi longobardi, che generalmente dopo la ribellione vengono messi a morte, il destino del duca del Friuli riflette probabilmente un riflesso della loro autorevolezza e ricchezza. E la dinastia, pertanto, sopravviveva al rapido cambiamento di alleanze. Quindi possiamo dire che i duchi del Friuli sono potenti, controllando una regione di frontiera e discendendo da influenti aristocrazie, ma non posseggono la centralità, a mio avviso, che andranno a ricoprire nei decenni inoltrati del VII secolo e nell'VIII. A mio avviso questa relativa assenza potrebbe essersi letta sia da una parte nella geografia delle fonti, che è sempre possibile ovviamente, ma anche dallo specifico ruolo della frontiera orientale, perché noi sappiamo che a est il regno confinava con gli Avari, che diversamente dai Franchi erano legati ai Longobardi e su cui forse estendevano una certa egemonia. Il Friuli, come confermava Paolo, era una zona di passaggio ideale fra la Pannonia e l'Italia. E numerosi racconti, che forse possiamo attribuire a Secondo di Nono, Secondo di Trento, registrano il potere degli eserciti avari e degli slavi sul territorio, nelle sconfitte di Bavari, Franchi, il passaggio attraverso il Friuli, che tuttavia non viene menzionato. Quindi possiamo dire che in un certo modo il Friuli nasce all'ombra del potere avaro, i rapporti del Kagan con i re dei Longobardi erano solidali e più complessi appaiono per noi quelli con i duces di frontiera, ossia con i duchi del Friuli. Ora, l'evento centrale per una storia dei duchi del Friuli durante il VII secolo è probabilmente la conquista di Cividale del 610. Della storia si è parlato ieri, ci sono echi classici, ricchissime informazioni non di meno, ma la storia ricopriva un luogo importante nell'architettura della storia di Paolo Diacono, perché è il momento in cui la storia familiare di Paolo si incrociava con la storia dei Longobardi. Anche per via delle successive vicende, che vedono protagonisti Grimoaldo, il protagonista della conferenza, di questa conferenza è il Duca Lupo. Alcuni storici, seguendo probabilmente Georg Jarnut, credo fosse fra i primi, avevano pensato che Agilulfo avesse concordato l'azione degli Avari, ossia il re dei Longobardi aveva concordato l'azione con gli Avari per, colpire il Friuli, che era un vicino scomodo, un suddito scomodo, un'ipotesi che invece non ho mai visto percorsa, e che fosse il riavvicinamento tra il Dux e il Rex, ossia fra il duca Gisulfo e il re di Pavia, a provocare la reazione degli Avari. E questo infatti è suggestivo notare come di nuovo la dinastia fosse in grado di sopravvivere al disastro militare di Gisulfo. Noi sappiamo che per un aristocratico alto medievale il successo in guerra è uno dei fattori fondamentali. Noi sappiamo che invece i figli, scampati al massacro, furono in grado di esercitare il loro potere su Cividale. E un ricco racconto giunge proprio dai successori, che tratterò molto brevemente, che sono due fratelli chiamati Taso e Caco. Sono due nomi strani, perché sono probabilmente due nomi ricordati in una forma abbreviata, che è raro nella storia di Paolo Diacono, e però non sappiamo cosa voglia dire, se sia... La storia presenta degli aspetti interessanti, forse una sperimentazione istituzionale, un'alleanza che poi naufraga con i Romani, e inizia ad avere quel segno del potere militare dei duces del Friuli. Ci sono seguiti armati e l'imposizione di tributi nelle regioni oltre il ducato. Inoltre è interessante che Taso,
ma non Caco, uno dei due fratelli, compare anche nelle storie attribuite a Fredegario, in un racconto diverso ma simile. Vi è sempre un'alleanza che va a finire male con i Romani, ossia sarebbe stato ucciso da un patrizio, in questo caso Isace, non Gregorio, e in questo caso Taso sarebbe l'unico duca del Friuli del VII secolo ad essere menzionato da fonti che non siano l'istoria langobardorum, da fonti narrative, solo con il problema che Taso, nelle cronache di Fregario, è un misterioso duca della Toscana, piuttosto che un duca del Friuli. E a Taso e Caco successe di nuovo un familiare, un Grasulfo II, ed è al suo regno che è legata la fuga di Grimoaldo, assieme al fratello Radoaldo, a Benevento e successivamente al trono di Pavia, che è un argomento di cui si occuperà Marco Stoffella. È all'inizio del regno di questo nuovo duca che si colloca la disfatta degli Avari di fronte a Costantinopoli nel 626, che avrebbe mutato i rapporti di forza nella regione. Nell'interpretazione di Walter Paul, e qua cito traducendolo, la sconfitta di Costantinopoli nel 626 segnò la fine della politica offensiva degli Avari e scatenò delle lotte interne. E si chiude la citazione. E aggiungo, innescando il frazionamento delle regioni periferiche dell'impero. In Italia, almeno questa è la mia idea, che ho esposto alcuni anni fa nella conferenza dedicata a Teodolinda, si nota un mutamento di centralità degli Avari nella documentazione prodotta in Italia. Un altro aspetto per noi interessante è che, cito nuovamente Walter, che lungo la frontiera occidentale degli Avari iniziarono a formarsi centri di poteri regionali nelle Alpi orientali, come la Marca dei Vendi o in Boemia Moravia o il Regno di Samo. Ed è successivo che l'ascesa del Friuli appare coeva a questi fenomeni, quindi successiva alla caduta della Varia. L'apertura di una frontiera orientale garantiva una libertà d'azione che precedentemente era stata fortemente limitata, una finestra di opportunità senza precedenti. Qui però vi è anche un cambiamento politico all'interno del regno, perché Grasulfo II è l'ultimo duca che possiamo associare con certezza alla casa di Gisulfo. È suggestivo che la dinastia che sopravvisse ai mutamenti di alleanza fra Romani e Pavia, alla disfatta del 610, non sopravvisse all'arrefarsi del potere avaro. Di questo momento i re dei Longobardi saranno in grado di intervenire risolutamente nel territorio friulano e il principio dinastico sembra sparire fino agli anni di Pennone all'inizio dell'VIII secolo, quando i re dei Longobardi proveranno dal ducato del Friuli. Non diremo, sappiamo che importanti aristocrazie con i nomi come Agio nell'interpretazione di Krawinkler dovettero essere personaggi comunque di un lignaggio estremamente elevato, iniziarono a ricoprire il trono del Friuli. Alcune informazioni possediamo su Lupus, ed è uno degli ultimi personaggi di cui parlerò, un uomo apparentemente vicino a Grimoaldo, duca del Friuli, che successe appunto a questo Agio. Il nome è suggestivo perché, come Corvulus, alcuni anni più tardi, segna l'acquisizione della moda antroponomica longobarda anche in latino. Lupo dovette a sua volta appartenere a un'influente famiglia. Re Grimoaldo ne avete dato la figlia in sposa a suo figlio Romualdo. I nomi dei figli appartengono alla dinastia che aveva governato il Friuli di Gesulfo. Noi sappiamo che, impegnato in azioni militari contro i Romani, Lupo, per una storia un po' particolare, sarebbe caduto in disgrazia. E sappiamo che Grimoaldo avrebbe concordato con il Kagan. Paolo Diacono dice mandavit, quindi ordinò, come aveva giustamente sollevato Walter Paul, al signore degli Avari di intervenire di nuovo in Friuli. E Paolo Diacono in questa occasione prende assolutamente le parti dei duchi friulani, raccontando un'epica disfatta di 3 giorni in cui il duca sarebbe stato sconfitto insieme all'aristocrazia. La parte più interessante è che nel racconto di Paolo il Kagan degli Avari avrebbe deciso di non lasciare il Friuli, raccontando un espediente con cui sarebbe riuscito a ingannare gli Avari. E qua c'è da chiedere se non fosse il tentativo di riestendere un'egemonia su una regione che stava fuggendo dal controllo del regno delle steppe. E in questo momento sappiamo che il figlio di Arnefrid si sarebbe rifugiato presso gli Slavi di Carnuntum, tornando con un esercito di Slavi per recuperare il ducato. Avrebbe fallito
e i re di Pavia avrebbero saldamente esteso il loro potere sul Ducato del Friuli. Nel successivo racconto, un altro racconto notissimo della rivolta del duca di Halais, vediamo un ulteriore tentativo dei duchi del Friuli di creare una libertà d'azione rispetto ai re, ma il fallimento della rivolta avrebbe portato all'imposizione di un duca probabilmente nominato da Pavia. Noi sappiamo che Vectari era un uomo originario non del Friuli ma di Vicenza, che Paolo Diacono dice chiaramente essere stato nominato ordinatus est. Quindi abbiamo un'ingerenza del re che è diversa rispetto a quella precedentemente, che abbiamo visto precedentemente. Ed è altri duchi di cui sappiamo molto poco, e in un certo modo il VII secolo si chiude con un'ingerenza regia molto forte sul ducato. Noi conosciamo di un certo Ansfrid, che avrebbe nuovamente, grazie alla sua autorità, tentato di usurpare il trono di Pavia, ma fallendo, sarebbe finito accecato ed esiliato, un destino assai diverso di quello che era capitato a Gisulfo II, che il re aveva dovuto perdonare, e il Friuli sarebbe stato governato da suo fratello, quindi un importante aristocratico, ma che non aveva più il titolo di dux, ma di loci servator, quindi di luogotenente del re in questo caso. Per concludere, concludo veramente, il Friuli fu una regione importante, ma fu durante il VII secolo che il ducato inizierà a manifestare gli aspetti che lo caratterizzeranno nelle generazioni, e questi possono essere un potente blocco aristocratico che è saldamente impiantato su base territoriale regionale. E noi sappiamo che anche Chris Wickham, in un celebre contributo scritto anni fa, ricordava come le uniche aristocrazie dell'Italia longobarda paragonabili per ricchezza e influenza a quelle della Francia fossero quelle del Friuli. Complessi rapporti, questo è il secondo punto, con il potere avaro. È possibile che il popolo della Pannonia mantenesse un'influenza fortissima nella regione fino al 626, rivendicando istanze di dominio fino agli anni 80 del VII secolo. E la natura di queste relazioni rimane oscura per via della nostra unica fonte a riguardo, Paolo Diacono, che ovviamente racconta molte storie. Complesse relazioni anche con Pavia tra istanze di indipendenza e volontà di assumere il potere centrale. E suggestivo sarebbe legare i tentativi di indipendenza regia a una promozione di aristocrazie di origine austriaca, ossia dell'Austria longobarda, ma non friulane. E poi i duchi hanno complessi rapporti anche con i romani, in Istria e a Ravenna. E infine, l'ultimo punto, un ruolo militare di primo piano. Vediamo la presenza di seguiti armati, l'apertura di una frontiera a oriente che è in grado di causare un'occasione fra le fedeltà armate che fece del Friuli uno dei poteri egemoni della regione. È un racconto ambientato negli anni di Ferdulfo, che tenne il ducato nei primissimi anni dell'VIII secolo, restituisce il potere e l'identità dell'aristocrazia di frontiera, le guerre, il ruolo sugli slavi, che sono considerati come dei latruncoli, mentre assertivamente i friulani sono l'exercitus, il senso dell'onore, le battute gagliarde, mentre si cavalca verso la morte. E in questo processo centrale dovette essere l'apertura di spazi orienti, probabilmente dopo il 626, e paragoni con l'Australia sono stati immaginati a più riprese dopo una fortunata intuizione di Carl Schmitt, e ritengo che rimangano sostanzialmente corretti. E alla fine di questo periodo, che un'aristocrazia di frontiera giunta dalla Pannonia riuscì a inserire dei candidati per il trono a Pavia, e furono i duchi del Friuli che, nelle parole forse un po' invecchiate di Carlo Guido Mor, issarono l'ultima bandiera longobarda nei giorni della conquista franca. Vi ringrazio. Grazie Francesco Borri per questa relazione. Hai esordito dicendo che nel VII secolo c'è un buio pressoché totale, ma direi che hai gettato uno squarcio di luce imponente. Molto bello, ho apprezzato tantissimo questa riflessione sull'onomastica, sui titoli Dux, Rex, Loci Servator, questi passaggi anche, e poi appunto l'onomastica in generale. È interessante questo aspetto di Alboino che non compare nelle genealogie e non è dinastizzato in area friulana, insomma, quindi grazie di questo affondo. Allora, continuiamo e chiamo al tavolo Vito Lorè, professor Vito Lorè dell'Università degli Studi di Roma 3, e la sua sarà una relazione. Benvenuto.
dal Friuli a Benevento, l'ascesa e il governo ducale. Devi proiettare, no? No, io sono vecchia maniera. Grazie dell'invito in questo giorno particolare del 25 aprile, in questa cornice così accogliente davanti a un pubblico non solo numeroso ma anche in parte molto giovane, quindi cercherò di essere, provo a farmi capire da tutti, insomma. Allora, il compito che mi è stato affidato è difficile perché si basa sulla possibilità di interrogare un testimone unico, che è Paolo Diacono, in maniera ancora più radicale rispetto a quella che ci ha prospettato Francesco Borri prima di me. Mi scuso preventivamente perché dovrò necessariamente fare qualche sovrapposizione con la relazione di Borri che mi ha preceduto e con quella che mi seguirà di Marco Stoffella. Ho deciso di dire le cose che possono ricavarsi dall'interrogazione di Paolo Diacono procedendo in questa maniera. Vi racconto che cosa ci dice Paolo Diacono e a sezioni, in due momenti diversi, tiro le somme da ciò che poi possiamo capire riguardo al potere dei duchi e all'amministrazione del Ducato beneventano, amministrazione in senso molto lato, da questa appunto, dalla fonte che useremo. Allora, Grimoaldo, come Borri ci ha appena ricordato, in maniera molto più articolata di quanto non farò io, nasce probabilmente all'inizio del VII secolo, è presente a Cividale nel momento in cui Cividale viene presa dagli Avari e suo padre Gisulfo viene ucciso. Alla morte di Gisulfo gli succedono due dei suoi figli, Taso e Caco, i quali a loro volta vengono uccisi a distanza di qualche anno, probabilmente per iniziativa dei bizantini, e a loro stessi succede un Grasulfo che è figlio che è un loro zio sostanzialmente, il figlio del Gisulfo che era stato precedentemente ucciso. A questo punto il racconto di Paolo Diacono ci dice che i figli, in una maniera che io trovo un pochino equivoca e che cerco di mettere a punto in maniera un po' diversa, forse leggermente diversa rispetto a come è stato fatto da gran parte della tradizione che se ne è occupata, dalla tradizione di studi che se ne è occupata, Paolo Diacono ci dice che a questo punto altri due figli di Gisulfo stesso, che sono appunto Grimoaldo e Radoaldo, decidono di non rimanere in Friuli per disaccordo con lo zio. Paolo lo dice in maniera abbastanza esplicita, e quindi decidono di mettersi in viaggio su una nave di piccola taglia, una navicella, per il Ducato di Benevento, dove è pronto ad accoglierli il duca Arechi, che viene ricordato come suum pedagogum. Il suum, secondo me, non si riferisce ai due fratelli, e tra l'altro questo porrebbe dei problemi di cronologia che sono stati da tempo notati e che non sarebbero risolvibili, ma si riferisce a Grasulfo. Cioè a me pare molto probabile che il duca di Benevento, in quel momento in carica, Arechi, sia ricordato da Paolo Diacono come precettore del duca Grasulfo, il che significherebbe, e qui tiro le prime brevissime considerazioni dal testo di Paolo, anzi no, questo lo faccio un po' più avanti, però diciamo questa interpretazione significherebbe che lo spostamento, il trasferimento, diciamo così, dei due fratelli Radoaldo e Grimoaldo al sud potrebbe non essere avvenuta in realtà contro il parere di Grasulfo, ma probabilmente anche per suo accordo, anche dietro suo accordo. A questo punto Radoaldo e Grimoaldo si trasferiscono a Benevento, dove vengono accolti nella migliore delle maniere dal duca Arechi, il quale duca Arechi li accoglie appunto a corte e, avendo un figlio che è già destinato a esercitare il potere ducale, Aione, il quale Aione però è rimasto vittima di un incidente, di un avvelenamento subito durante una sua sosta
a Ravenna mentre era in missione per andare a Pavia, ha perso parte delle sue facoltà mentali. In realtà il racconto di Paolo Diacono, che è sempre l'unica fonte alla quale sto facendo riferimento, l'unica disponibile, ci dice che Aione interpretò con pienezza il suo ruolo di duca. Tant'è vero che morì poco dopo l'arrivo dei due fratelli a Benevento, intorno al 641-42, in battaglia, in un contesto nel quale Radoaldo, il fratello di Grimoaldo, riesce a trarre in inganno gli slavi parlando nella loro lingua, il che è evidentemente un riferimento alle competenze linguistiche acquisite nella madrepatria da Radoaldo stesso. Fatto sta che Aione appunto muore in battaglia e a succedergli nel ducato c'è Radoaldo stesso. Sappiamo molto poco di Radoaldo come duca, nulla che ci interessi particolarmente. Nel 647 Radoaldo muore e gli succede Grimoaldo. Che cosa ci dice questo racconto che vi ho riportato in maniera sommaria? Che elementi possiamo ricavare da questo racconto? Primo, se stiamo alla fonte, io onestamente non trovo motivi per ipotizzare che Arechi di Benevento sia imparentato più o meno strettamente con la stirpe dei duchi del Friuli. Si dice che era stato un precettore, sicuramente era un personaggio molto vicino a questa famiglia, che ci fosse un rapporto di parentela, come spesso viene ipotizzato, è forse un'ipotesi che possiamo mettere da parte, nel senso che la fonte non ci dà appigli espliciti per un'ipotesi di questo genere. Questo avrebbe una conseguenza rilevante, cioè che la dinastia dei duchi di Benevento, che effettivamente si protrae poi con qualche interruzione, perché ci sono altri aristocratici beneventani che nel corso dell'VIII secolo in particolar modo prendono a più riprese il potere, interrompendo questa successione che viene poi restaurata da interventi regi. Questa dinastia quindi partirebbe tardivamente, nel senso che Arechi non ne sarebbe il capostipite, ma ne sarebbe il capostipite Radoaldo stesso. Questo è il primo elemento che volevo mettere in rilievo. Secondo elemento, in realtà la trasmissione dinastica del titolo ducale non è, come posso dire, Borri ce l'ha detto in maniera molto chiara, non è una esclusiva beneventana, ma non è neanche un fenomeno così frequente in ambito longobardo. Allora mi viene da pensare che questa tendenza a dinastizzare il titolo a Benevento sia stato un portato specifico della emigrazione di Radoaldo e Grimoaldo alla corte beneventana con un ruolo di assoluto rilievo. Terzo elemento, il modello di successione. Alla morte di Gisulfo gli succedono in condominio 2 suoi figli e alla morte di questi 2 figli di Gisulfo succede un altro collaterale, cioè Grasulfo, quindi non un figlio non un altro elemento della generazione precedente, ma il fratello di Gisulfo stesso. Questo intervento dei collaterali, a mio parere, potrebbe essere letto, però questa è un'ipotesi che vi propongo come poco più che una congettura, alla luce dell'analogia molto stringente con quello che noi poi vediamo nel Mezzogiorno longobardo a distanza di qualche secolo, in una fase molto accesa di confronto politico, potrebbe essere la spia di strutture familiari che sono relativamente consolidate, ma che possiamo leggere in controluce come particolarmente conflittuali. Cioè nell'esperienza politica del Mezzogiorno longobardo, quando la successione viene presa da collaterali, quindi da fratelli e non da figli del regnante che non c'è più, questo significa che all'interno di quel gruppo familiare esiste una tendenza molto forte al conflitto che viene gestita in questa maniera. Passiamo alla fase successiva. 647, Grimoaldo diventa duca. Sappiamo molto poco di Grimoaldo come duca e il racconto di Paolo Diacono diventa più denso e più indicativo a partire dal 662, quando Grimoaldo viene, come ci verrà detto in maniera più dettagliata, probabilmente da Marco Stoffella, coinvolto in una questione dinastica relativa alla successione del regno. Senza entrare in dettagli che in questa specifica prospettiva non ci interessano più di tanto,
Grimoaldo sostanzialmente approfitta della situazione per porsi lui stesso come candidato al regno e riesce a conquistare il potere. È l'unico duca di Benevento che salga sul trono pavese per tutta la durata del regno. Ma torniamo a quello che ci riguarda più da vicino. Questo accade nel 662, nel 663 Grimoaldo è costretto a tornare a Benevento per far fronte a una minaccia molto forte che viene non soltanto al ducato beneventano, ma alla struttura complessiva del regno stesso. Faccio un passo indietro per ricordare una cosa importante che ci serve e che mi sono dimenticato di ricordare. Quando Grimoaldo decide di provare a conquistare il trono pavese, il racconto di Paolo Diacono ricorda un personaggio che è probabilmente un personaggio chiave nella sua ascesa, cioè il conte di Capua Transamondo, che agisce come suo emissario e che raduna un esercito molto ampio fra Spoleto e la Tuscia. Questo seguito di armati molto ampio, che ha un ruolo determinante nella conquista del trono da parte di Grimoaldo, come dicevo, Transamondo viene compensato per questo aiuto determinante nei confronti di Grimoaldo, venendo insediato come duca di Spoleto. Quando nel 663 Grimoaldo stesso ritorna a Benevento, il testo di Paolo ci dice, ci fa un racconto che secondo me è stato poco valorizzato da questo punto di vista e che invece ci dice qualcosa di interessante con cui vado a tirare le somme del mio discorso, sui limiti di esercizio, sui limiti della possibilità di esercizio del potere regio su una scala ampia, pluriregionale nel corso del VII secolo e in realtà anche oltre. Grimoaldo torna con un esercito da Pavia, questo esercito perde pezzi nel corso del viaggio perché molti longobardi pavesi pensano che Grimoaldo stia abbandonando Pavia portando con sé il tesoro regio, non si fidano e quindi ritornano nelle terre di origine. Quando Grimoaldo stesso arriva a Benevento, peraltro, e badate, Grimoaldo aveva continuato a mantenere il titolo ducale, perché l'unica altra fonte che ci parli di lui, che è il catalogo dei duchi di Benevento, ci dice che Grimoaldo ha mantenuto il titolo di duca per tutta la durata del suo regno. Grimoaldo in realtà viene accolto da suo figlio Romualdo, che ha preso le funzioni di duca, che è rimasto a Benevento, in una maniera molto cauta. Il racconto di Paolo Diacono ci dice che Romualdo chiede al padre di lasciare a lui, a Romualdo, il comando dell'esercito, che sarà composto per l'essenziale da beneventani, con una quota, ma soltanto una quota, dei pavesi, chiamiamoli così in senso lato, cioè degli uomini del nord che hanno seguito Grimoaldo stesso. Così avviene, lo scontro militare viene vinto da Romualdo stesso e, come Romualdo aveva previsto di fronte al padre, questo porta maggior gloria a Romualdo stesso, oltre che al regno e a Grimoaldo in quanto re. Questo però ci dice, a mio parere, che qui, ultimo elemento, all'interno di questo confronto militare c'è un altro conte di Capua, che era quello che era probabilmente succeduto a Transamondo di nome Mitola, che ha nuovamente un ruolo chiave. Tenete conto che nell'Historia Langobardorum sono ricordati soltanto 3 personaggi con il titolo di conte. Era un titolo molto elevato e probabilmente molto poco diffuso. Allora, che cosa ci dice questo racconto? Ci dice alcune cose, alcune sono scontate e altre lo sono un pochino meno. Il ruolo dei conti di Capua. Ci dice che molto probabilmente già in quest'epoca, questo diventa molto evidente nella storia successiva del Mezzogiorno longobardo, dopo il 774, le strutture di un esercito che mi sento di poter definire come pubblico sono strutture che si basano sulla partecipazione alle operazioni militari da parte della popolazione che è inquadrata, comandata e gestita durante le operazioni militari dall'ufficiale che è preposto al controllo di determinati centri. Questa popolazione però è una popolazione che si addensa attorno a centri urbani di particolare rilievo. Capua era la città più importante insieme con Benevento del Mezzogiorno longobardo. Nelle fonti successive alle quali sto facendo riferimento, un ruolo del tutto analogo è ricoperto, per esempio dagli abitanti e dai gastaldi o dai conti di centri come Acerenza e Conza. Secondo,
questi soggetti, questi ufficiali, fanno capo al Duca di Benevento. Cioè sono ufficiali che agiscono per conto del Duca di Benevento, che evidentemente già in questo momento detiene e è depositario di un potere di tipo sovrano. Questo elemento è confermato dal celebre passo di Paolo Diacono, nel quale si parla dell'insediamento del duca bulgaro Alzeco nell'attuale Molise. Paolo Diacono ci dice che questo insediamento, che avviene per iniziativa di Grimoaldo stesso, comporta il cambio di titolo da parte di Alzecone, che non viene più chiamato duca ma viene chiamato Gastaldo. Perché? Perché un altro titolo ducale in area beneventana era incompatibile con la dignità ricoperta dal duca di Benevento stesso. Quindi Alzeco si insedia nel territorio beneventano, ma viene inquadrato nella struttura di potere del territorio beneventano come un ufficiale. Mi rendo conto che il termine possa suonare un po', come posso dire, anacronistico, ma lo è molto meno a mio parere di quanto non possa sembrare a prima vista, del duca di Benevento stesso. Terzo elemento con il quale chiudo. Il fatto che Grimoaldo venga abbandonato da una parte del suo seguito pavese nel momento in cui scende da Pavia a Benevento per fronteggiare una minaccia che non è relativa soltanto alla parte meridionale del regno, ma è relativa, che minaccia l'esistenza del regno stesso, almeno così viene percepita in quel momento nel suo insieme, così come il fatto che va letto in parallelo con il precedente, che Romualdo, cioè figlio di Grimoaldo, il quale pure non detiene il titolo di duca e quindi ufficialmente soltanto un rappresentante del padre, scalzi Grimoaldo dal comando delle truppe e comandi le truppe per proprio conto, sono due elementi che a mio parere ci dicono il fatto che a questa altezza cronologica, ma ripeto, si tratta di una considerazione che potrebbe estendersi anche ai decenni, almeno al secolo e mezzo successivo, le strutture dei rapporti fra capi militari, detentori del potere a livello di vertice e seguiti armati hanno una sorta di limite fisiologico. Cioè questi rapporti funzionano in ambiti regionali e sovraregionali che però hanno un dimensionamento appunto fisiologico che impedisce, per ragioni che a me viene da riportare anche a difficoltà di comunicazione, ma probabilmente anche a ragioni di tradizione politica, impedisce di gestire due ambiti che sono già a questa altezza avvertiti come certo uniti da una tradizione politica unitaria, ma separati dal punto di vista del funzionamento come Benevento e Pavia, sotto un unico capo. Grimoaldo è capace di proporsi come re a Pavia, ma nel momento in cui si propone come re a Pavia, pur mantenendo il titolo ducale su Benevento, il suo potere su Benevento non può essere, come posso dire, gestito in maniera efficace, perché la sua partenza per Pavia fa sì che in quel momento, titolo o no, il potere a Benevento sia necessariamente gestito da chi a Benevento è presente, cioè suo figlio. Cioè è necessario in questo contesto che il punto di riferimento che incarna il potere di vertice sia prossimo alle strutture, ai soggetti e quindi alle strutture di comunicazione e di relazione che a quel soggetto fanno capo. E questo è quello che avevo da dirvi. Mi pare che ci dica qualche cosa di interessante a proposito dei limiti e delle possibilità di esercizio del potere. Grazie. Grazie Vito Lore per questa relazione molto bella, direi. Mi ha colpito assolutamente. Il tuo titolo era dal Friuli a Benevento, ma c'è anche Pavia, e quindi dal Friuli a Benevento a Pavia e ritorno con cessione del potere, perché non posso tenere il piede su due staffe. Sì. Interessante, forse, non so se ha colpito solo me, ma anche questo aspetto degli spostamenti, il partire con una navuncola e con una piccola nave, e quindi immaginare quale sia stato il punto di partenza e qual è il viaggio, qual è il percorso. Anche questo secondo me è abbastanza stimolante, ecco, oltre che lo spostamento degli eserciti. Molto si è parlato di eserciti stamattina, però adesso proprio per questo forse sentiremo parlare anche della società del tempo, e quindi chiamo al tavolo il professor Giovanni Araldi, grazie a te Vito, dell'Università degli Studi di Salerno. Benvenuto.
E lo rivedo volentieri perché è un mio compagno di dottorato e quindi un ritrovare e un ritornare indietro di 20 anni. Che ci parlerà appunto di Chiesa e società beneventana al tempo di Grimoaldo. Buon lavoro. Grazie. Buongiorno, ringrazio la professoressa Scarton e mi associo ai ringraziamenti di tutti gli altri relatori nei riguardi degli organizzatori del convegno. Accenno solo in premessa al fatto che per quanto riguarda il passo di Paolo Diacono citato dal professore Loré, a cui anch'io farò riferimento, mi atterrò alla interpretazione tradizionale secondo cui Arechi I era precettore dei due fratelli Grimoaldo e Radoaldo. Grimoaldo, secondo quanto si ricava dall'opera maggiore di Paolo Diacono, lasciò il natio Friuli salpando a bordo di una navicola insieme al fratello Radualdo alla volta dei Fines beneventani. Attraversato a Remi Gantes, quasi tutto l'Adriatico, sbarcarono, si può immaginare, sulla costa pugliese, forse nel porto di Siponto, e di lì mediante qualche diverticolo secondario imboccarono l'antica via Traiana che li condusse fino alla capitale della cosiddetta, dagli studiosi moderni, Langobardia minore, dove li attendeva il duca Arechi I, loro precettore negli anni della puerizia. Il tutto sarebbe avvenuto a non troppa distanza di tempo dall'elevazione a Dux Foro-Iulianis dello zio dei due giovani Grasulfo II, collocabile nel 625. In quel tempo, a causa soprattutto sia del naufragio di gran parte del patrimonio di conoscenze geografiche accumulato nell'antichità, sia del venir meno dell'osservazione diretta dei luoghi, l'immagine che si aveva dell'Italia dal punto di vista fisico era alquanto diversa da quella a cui siamo abituati noi oggi. In mancanza di testimonianze coeve che ci consentano di stabilire come i Longobardi si raffigurassero il territorio dove si erano insediati, si può prendere ad esempio il mappamondo allegato al commento dell'Apocalisse scritto tra il 768 e il 786 dal monaco spagnolo Beato di Liébana. Nonostante la vistosa deformazione del profilo delle terre e dei mari riportati, talché l'Italia, pur conservando la propria individualità grazie alle Alpi, simboleggiate da una serie di piccoli triangoli accostati, perde la sua fisionomia peninsulare confinando con la Spagna, notiamo anche alcuni dati che meritano qualche attenzione. Il primo è la disposizione stessa del nostro paese, che appare non più disteso, come nella tradizione classica e nella realtà sostanzialmente da nord a sud, ma si prolunga invece orizzontalmente da est a ovest, secondo una distorsione rappresentativa destinata, pur in maniera meno accentuata, a perdurare a lungo per essere progressivamente corretta nel corso dell'età moderna. Si osserva inoltre una netta divisione tra la regione del Po, la sola alla quale viene assegnato il termine Italia, e il resto della penisola, tra virgolette, separati dagli Appennini, immaginati come una catena montuosa che, tagliando trasversalmente quest'ultima, si congiunge da un lato all'arco alpino e dall'altro arriva, senza soluzione di continuità, fino al Sinus Adriaticus, poco al di sotto di Ravenna. Tutto il restante territorio continentale italiano risulta poi diviso in 4 grosse regioni: Etruria, Romania, Calabria e Apulia, separate rispettivamente dai fiumi Arno, Tevere e Sele. L'altra cosa che colpisce molto è l'assai esiguo numero di città riportate, raffigurate con una casetta stilizzata di dimensioni variabili a seconda della loro grandezza o importanza, le quali sono in tutto 7. Pavia, Milano, Ravenna, Roma, Spoleto, Benevento e Capua. A tal proposito è stato affermato, probabilmente non senza ragione, che all'immagine tradizionale del paese dell'urbanesimo Beato aveva giustamente sostituito quella ormai prevalente dell'Italia delle regioni e delle province. Il che risalta soprattutto se si osserva la ben maggiore quantità di insediamenti urbani assegnati invece sulla mappa ad altre aree dell'Europa occidentale, quali la Gallia, l'Aquitania, la Guasconia e l'Ispania. Per quel che riguarda specificamente il Mezzogiorno d'Italia, al netto, sia chiaro, dei grossi limiti conoscitivi di Beato e della natura essenzialmente simbolica e non cartografica del suo mappamondo,
Un solido fondamento di verità al vuoto urbano che emerge da quest'ultimo indubbiamente vi era, ancora più forte se consideriamo la situazione di circa 150 anni prima, quando Grimoaldo si mise in viaggio. Allora erano infatti certamente evidenti innanzitutto gli effetti del declino demografico che aveva interessato tutta l'area in esame a partire almeno dal IV secolo, sempre che non si voglia, come pure è stato proposto, risalire ancora più indietro nel tempo e assegnare un preciso valore di spia di un decremento già in fieri alla mancata ricostruzione di Pompei distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. In ogni caso, al 395 risale la cancellazione di circa 528.000 iugeri di terra coltivata campana dai ruoli dell'imposta fondiaria, perché incolti e quindi ormai improduttivi. Si tratta, come ha osservato Giuseppe Galasso in un saggio per molti versi tuttora valido, di una superficie agraria pari a più di 130.000 ettari, valutabile con larga approssimazione a 1/10 dell'intera superficie della Campania basso imperiale e pertanto a una proporzione sensibilmente maggiore della superficie coltivata di essa. È il segno, continua lo studioso, di un vero e proprio cedimento della stessa base dell'economia regionale, con tutte le sue logiche e ovvie conseguenze, tra le quali non si può non sottolineare almeno la rarefazione della popolazione e la ridotta capacità di formazione di capitali. Nei decenni successivi, su questo contesto già caratterizzato da evidenti aspetti di fragilità, si ripercossero gli effetti che, come ribadito anche di recente, appare difficile sottovalutare, delle incursioni di Visigoti e Vandali. Nel 410 Alarico, dopo aver saccheggiato Roma, scese in Campania occupando Nola, riscattata poi da Paolino di Bordeaux, per procedere quindi verso sud e devastare Bruzio e Lucania, prima che, trovata egli sepoltura nel letto del fiume Basento, il suo esercito ripercorresse lo stesso itinerario in senso inverso, con un ulteriore immaginabile strascico di violenze. Gli sgravi fiscali deliberati in favore dei cittadini campani dall'imperatore Onorio nel 413 e poi nel 418 sono infatti segnali abbastanza chiari di una situazione in netto peggioramento, sulla quale di lì a poco avrebbero inciso anche le aggressioni dei Vandali di Genserico, che dopo aver saccheggiato Roma per 14 giorni nel 455 devastarono varie città della Campania, attaccandone anche in seguito le coste via mare prima di essere fermati nel 458 dall'imperatore Maiorano. In questo scenario, secondo un'opinione oggi largamente condivisa, si palesarono i segni di un progressivo processo di destrutturazione urbana cui si sottrasse in ambito campano la sola Napoli, oggetto allora di importanti interventi di fortificazione proprio in ragione della situazione di forte instabilità politico-militare in atto. E se in età ostrogota le cose sembrano andare un po' meglio, come si desume da qualche passo di Cassiodoro, è pur vero che, fatta anche la tara delle esagerazioni retoriche del ministro di Teodorico, catastrofi naturali come la precedente eruzione vesuviana del 472 e poi la peste iniziata nel 543 rimasta a lungo endemica, lasciarono ferite profonde che si sommarono ai guasti causati dalla guerra greco-gotica. Gli effetti cumulativi di tutto ciò nel lungo periodo dovettero essere certamente molto pesanti sulla consistenza della popolazione del Mezzogiorno e correlativamente sulla sopravvivenza degli insediamenti urbani ivi ubicati, i quali, giova sottolineare, già in età romana erano essenzialmente di modeste dimensioni, con le uniche eccezioni delle tre grosse civitates di Napoli, Capua e Benevento. Un'immagine complessiva, per quanto indubbiamente parziale e puramente indicativa della rete urbana meridionale a metà del VI secolo si può ricavare da Procopio, che sofferma la sua attenzione su ben pochi centri, quali Minturne, Napoli, Capua, Cuma, Nuceria, Benevento, Acerenza, Canosa, Brindisi, Taranto, Otranto, Reggio, Crotone. Alla fonte, come accennato, non è possibile chiedere più di tanto in termini di precisioni e completezza, ma il campione che se ne ricava stimola alcune riflessioni. A cominciare dal fatto che esso, tolto qualche caso e aggiunti pochissimi altri, costituisce in pratica magna pars dello stock complessivo
di centri abitati che riescono a dare qualche notizia di sé nelle fonti scritte dei successivi 3 secoli. Naturalmente, come è noto, queste ultime cominciano a diventare meno rarefatte e disomogenee solo verso la fine di questo periodo e, d'altro canto, è superfluo ricordarlo, nello studio di tali tematiche il contributo dell'archeologia è imprescindibile e non di rado dirimente. Non di meno l'impressione che già al tempo di Procopio la rete urbana del Mezzogiorno continentale stesse assumendo alcuni dei suoi caratteri peculiari, destinati a perdurare per tutta l'età medievale, anche oltre, rimane forte. Lo si vede anche dal fatto che quasi tutti gli insediamenti menzionati dallo storico bizantino sono situati sulla costa o distano da essa 2 o 3 decine di chilometri al massimo, come nei casi di Capua e Canosa. Più precisamente, a parte Taranto, Reggio e Crotone, dei restanti 10 centri, 8 si dispongono rispettivamente lungo il versante tirrenico, o meglio un esiguo settore campano di esso, Minturne, Capua, Cuma, Napoli, Nuceria, e quello adriatico-pugliese, Canosa, Brindisi, Otranto. Le uniche eccezioni sono Benevento, che è il solo centro propriamente urbano situato nell'entroterra, e la fortezza di Acerenza, nell'attuale Basilicata, mentre Capua e Canosa, pur non essendo città rivierasche, erano storicamente in diretto collegamento rispettivamente con i non lontani porti di Vulturnum e quello della futura Barletta. In questo scenario si inseriscono l'arrivo dei Longobardi e la conseguente costituzione del Ducato, che ebbe come capitale eponima Benevento, da collocarsi intorno al 570, se prendiamo per buone le informazioni desumibili da Paolo Diacono, o qualche decennio prima, se invece accettiamo la nota ipotesi del Bognetti. In ogni caso, credo che vi possano essere pochi dubbi sul fatto che non si sia trattato di un evento incruento, ma del frutto di una conquista manu militare prolungata nel tempo. Anche se, è vero, non si hanno notizie di massacri e devastazioni generalizzate e i dialoghi di Gregorio Magno, che contengono le espressioni più allarmate riguardo all'incombente minaccia barbarica, risentono molto del rifiuto ideologico e politico nei confronti degli invasori nutrito dal suo autore, il registrum delle lettere scritte da questi attesta chiaramente però che danni a persone e cose certamente vi furono. Quantificarli, per così dire, in dettaglio e più in generale valutarne gli esiti sulla tenuta della rete urbana del Mezzogiorno nelle condizioni in cui presumibilmente allora si trovava non è possibile, con speranze di raggiungere risultati indiscutibili solo sulla base delle pochissime fonti scritte superstiti. D'altronde, quelle archeologiche offrono raramente possibilità di periodizzazione su una scala cronologica circoscritta, men che meno evenemenziale, delineando invece scenari ed evoluzioni che si dipanano nel lungo periodo, sicché sulla questione in oggetto è inevitabile ricorrere a ragionamenti, almeno in una certa misura, congetturali. Ciò detto, appare plausibile ritenere che lo stanziamento longobardo nel meridione d'Italia abbia accelerato e portato a compimento quel processo, cui si accennava di sopra, di destrutturazione delle città romane, avviatosi già nel IV secolo se non prima. Nel passaggio dall'età antica al Medioevo appare infatti considerevole, anche limitatamente alla sola Campania, il numero di città abbandonate, delle quali validi studi recenti forniscono accurati cataloghi. Parallelamente è dato di cogliere i segnali di una complessiva riconfigurazione delle modalità insediative, tema che potrà essere trattato dagli specialisti certamente con molta maggiore competenza di chi parla. Quello che appare comunque abbastanza assodato è che vi furono probabilmente spostamenti di quote di popolazione verso i residui territori tirrenici rimasti in mano bizantina, ponendo le premesse per la formazione nel corso del tempo di 2 realtà che nell'Alto Medioevo acquisirono sicura fisionomia cittadina, quali Amalfi e Gaeta, il che rafforzò ancor più il carattere prevalentemente costiero della rete urbana meridionale. D'altro canto, soprattutto nelle aree interne, l'abbandono di città e di più piccoli abitati di fondovalle, complici anche frequenti fenomeni di degrado geomorfologico del suolo,
sembra aver portato alla diffusione di ristretti insediamenti d'altura con funzione prevalentemente difensiva e di controllo del territorio. Apro virgolette, semplice agrotown, è stato affermato in proposito, il castrum era ben lontano dal rivestire la centralità nella vita economica e amministrativa che aveva caratterizzato la città. Chiuse virgolette. Orbene, viene a questo punto da chiedersi quanti dei centri abitati del Ducato esorbitassero realmente per le loro caratteristiche materiali, demiche e funzionali dai parametri di tale modello nei decenni della presenza di Grimoaldo a Benevento, grosso modo quindi nella prima metà del VII secolo. Comunque si voglia declinare il significato di città nel primo alto medioevo, se prendiamo come terminus ad quem lo stato dei confini ducali alla morte di Arechi I nel 640, bisogna osservare che tutti gli agglomerati di tipo non strettamente, o se si vuole non esclusivamente castrale di cui si ha notizia, si situano all'esterno dell'area geografica politicamente controllata dai Longobardi, in territorio bizantino, cioè ad eccezione di Benevento e Capua. Entrambe, rispetto all'età precedente, segnalano vistosi fenomeni di restringimento del tessuto urbano e conseguenti arroccamenti a scopo difensivo, la prima con una risalita dell'abitato lungo il crinale del Colle della Guardia e la seconda con il riutilizzo dell'anfiteatro romano in funzione di fortezza, ma restarono in situ e quando nella seconda metà del secolo le fonti scritte registrano un lieve incremento, mostrano in vario modo e misura segnali di vitalità. Tutto ciò, guardando le cose da un'altra angolazione, significa in pratica che quasi tutto quello che restava del reticolo urbano del Mezzogiorno era fuori del Ducato beneventano. Detto in altri termini, quest'ultimo, nella prima fase della sua esistenza, si sviluppò quasi completamente privo del supporto di una delle strutture fondamentali del mondo antico, ossia appunto l'urbanesimo. Quale poté essere quindi in tale area pressoché deurbanizzata la sorte delle élite tardoromane e del loro bagaglio di tradizioni, conoscenze, valori, attitudini alla gestione di società complesse? Scartando le vecchie immagini catastrofiste a base di violenze generalizzate ed eccidi che alla verifica dei fatti appaiono oggi alquanto sfocate, rimane indubitabile che ai contraccolpi generati dalla perdita delle proprietà africane cadute in mano vandalica nel V secolo e dal successivo collasso delle strutture amministrative dell'impero, con la fine del Senato dopo i primissimi anni del VII secolo, si dovettero sommare anche gli effetti di confische ed espropri da parte dei Longobardi, da presumersi avvenuti nel Mezzogiorno come altrove. In questo contesto, per i ceti eminenti del mondo romano, il principale canale di promozione, o forse per meglio dire di sopravvivenza sociale, poteva essere rappresentato dall'ingresso nelle istituzioni ecclesiastiche, quelle secolari innanzitutto. Una strata questa che, a quanto è dato sapere, non pare però che sia stata significativamente percorsa dall'aristocrazia italica. A differenza di quanto avvenne ad esempio in Gallia fin dal V secolo, infatti l'ingresso nelle file dell'episcopato non rappresentò quasi mai un obiettivo privilegiato nelle strategie di posizionamento sociale attuate dalla classe dirigente della penisola, che preferì invece concentrare le proprie ambizioni sul Senato, divenuto esclusivamente romano-italico e attivo ancora, come accennato, nel VI secolo. Il monopolio aristocratico della carica vescovile, a parte il caso particolare di Roma, in sostanza nel resto d'Italia si verificò in maniera limitata ed occasionale. Si ebbero molto raramente vescovi senatori, abbrevio un po' il discorso, tipico frutto delle scelte dell'aristocrazia italica, pensiamo a Sidonio Apollinare, a Vito, Gregorio di Tours. Non ci sono corrispettivi, dello stesso tipo in Italia, quasi per nulla, né vi furono delle vere e proprie dinastie vescovili, se non in casi rarissimi. Pensiamo a Gregorio di Tours, la cui famiglia contò ben 7 vescovi. Tutto ciò denota una sostanziale modestia sotto il profilo dell'origine sociale di molti vescovi italiani, che naturalmente si ripercosse sulla stabilità dell'istituzione da loro rappresentata e dunque sulla sua complessiva capacità di tenuta dinanzi ai processi involutivi e traumatici dei secoli V-VI. Tra questi l'invasione longobarda certamente giocò un ruolo che non può essere misconosciuto,
come si desume dalle lettere di Gregorio Magno, le quali pongono l'accento, è innegabile, soprattutto sulla situazione dell'Italia meridionale, che appare particolarmente colpita. Ma è un tema, quello della sopravvivenza degli episcopati sorti in età paleocristiana, che per altro verso si fonde e si confonde con quello della vicenda delle città antiche, dato che nella stragrande maggioranza dei casi esse erano divenute sedi vescovili. A parte pochissime diocesi rurali, così era accaduto anche nel Mezzogiorno, e alla luce anche di quanto si è detto sul destino della rete urbana nell'area longobardizzata, non è difficile comprendere come tutti i dati disponibili sembrano colà evidenziare una situazione di più accentuato e duraturo collasso delle istituzioni episcopali rispetto ai territori bizantini e alla parte centro-settentrionale del regno. Basti fare un breve confronto con la chiesa spoletina, che negli anni 598-603 è retta dal vescovo Crisanto, e vedere il contrasto con la situazione di Benevento, che pure agli inizi del V secolo aveva conosciuto uno dei rarissimi tentativi in terra italiana di costruzione di una dinastia episcopale intorno alla figura del vescovo Emiliano. La capitale, quindi Benevento, è totalmente assente nel registro di Gregorio Magno e sulla sorte dei suoi presuli cala il più assoluto silenzio dal 499 e per un secolo e mezzo a seguire. Del pari i pochi esempi desumibili da Paolo Diacono e dalla scarsa documentazione superstite di relazione, talvolta di collaborazione tra autorità longobarde e vescovi o di attivo coinvolgimento di questi ultimi in favore del proprio gregge di fedeli, riguardano senza eccezione la parte settentrionale della penisola, ove naturalmente non mancarono i problemi e inoltre rimane sempre la questione aperta delle fonti di Paolo Diacono e della loro provenienza, però è sintomatico il fatto che egli non citi nessun vescovo beneventano. Per conoscere qualche nome di vescovo del Ducato di Benevento nel VII secolo abbiamo la lista dei sottoscrittori intervenuti al Concilio Romano del 649. Le città sono Capua, Salerno, Paestum, Buxentum, Blanda Iulia e Siponto, e come già osservava Bertolini solo il vescovo di Salerno può essere considerato a quell'altezza cronologica soggetto al duca di Benevento. Non si può escludere che quello capuano fosse ancora in esilio. Talvolta rinvenimenti epigrafici occasionali, qualche raro testo di provenienza non locale rivelano indizi su una possibile continuità di altre sedi vescovili per le quali, come argutamente diceva Fonseca, si è pronti ad emettere dichiarazioni di morte presunta ex silenzio. In ogni caso, quello che si ricava dall'onomastica può lasciare anche aperta l'ipotesi di una silente continuità di alcune sedi diocesane affidate a pastori di origine romana e dunque presumibilmente di livello socio-economico basso, e quindi che non hanno lasciato molte testimonianze di sé nelle fonti. I presuli di cui si ha notizia per il VII e gran parte dell'VIII secolo, così come gran parte dei chierici del Ducato Longobardo di Benevento, come ha notato Vera von Falkenhausen, porta nomi di origine romana. Questo potrebbe essere letto, così. Mi avvio, rapidamente. Tutto ciò, seppure può attenuare la cesura sul piano della storia religiosa stricto sensu, non modifica un dato di fondo, e cioè che le istituzioni episcopali, almeno per tutto il primo secolo di vita del Ducato di Benevento, si sono configurate come realtà marginali. E se andiamo alla ricerca di qualche esempio di protagonismo da parte di altri soggetti di formazione non longobarda, pensiamo ai nomi che vengono solitamente fatti, Secondo di Nonni, Notai Stabliciano, il Vir Gloriosus Pietro,
si può dire che la bognettiana estate dei morti non riguardò il mezzogiorno longobardo, quale che sia la consistenza di questa formulazione del Bognetti, cioè la collaborazione di residui elementi di formazione pre-longobarda con i duchi. L'ultimo punto, lo riassumo senza leggere, riguarda le istituzioni monastiche, e qui ricerche di Giovanni Vitolo integrate recentemente su base archeologica attestano sostanzialmente una soluzione di continuità. I monasteri presenti nel Mezzogiorno in età tardoantica avevano una distribuzione molto disomogenea e, ad eccezione di quelli napoletani, si può dire, degli altri non si ha notizia, dopo gli inizi del VII secolo, ad eccezione di un paio di casi. La ripresa monastica della seconda metà del VII secolo è fenomeno nuovo, è fenomeno materialmente, ideologicamente nuovo, e con 2 sole città degne ancora di questo nome, privo di una rete diocesana di una qualche consistenza e pressoché completamente di monasteri, il Mezzogiorno longobardo appariva all'esule Grimoaldo come una terra in cui c'era molto da fare e in cui, proprio per questo, la sua intraprendenza e quella del fratello avrebbero potuto dispiegarsi con buone speranze di successo. Vi ringrazio e chiedo scusa se ho sforato, come credo. Grazie a Giovanni Araldi per questa relazione ampia, direi assolutamente a volo d'uccello, e molto utile per capire quale fosse l'Italia del tempo e anche la zona in cui andò a insediarsi l'operoso Grimoaldo, come lo hai definito, anche perché immaginandola con gli occhi di oggi effettivamente diventa difficile, quindi assolutamente direi un esercizio utile per calarci ancora meglio nel tempo, e vedendo anche la rarefazione appunto di questi centri che fino ad allora erano stati importanti, sia quelli monastici e episcopali, ma anche dei centri abitati, molti costieri soprattutto, sì, e con questo ulteriore spostamento della popolazione che hai rilevato che fugge verso la costa. Grazie quindi anche a Giovanni. Mi dicono dalla regia 1/4 d'ora, 10 minuti, 1/4 d'ora di pausa, così ci possiamo sgranchire tutte le gambe. Ci rivediamo tra poco. C'è un coffee break al pian terreno. Grazie, a dopo. Ah no, aspetta che resto in qua, lei mi ha detto che devo... Mentre piano piano il pubblico riprende posto in sala, io chiamo al tavolo il professor Lester Leonardo dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Benvenuto. Grazie. Così cominciamo, se no. Che ci parlerà di città e insediamenti e viabilità nel Ducato di Benevento nel VII secolo. Quindi rimaniamo sui temi già introdotti dal professor Giovanni Araldi e vediamo appunto di capire quale fosse il luogo che ha accolto Grimoaldo, duca e poi re. Duca poi re, sì. Buon lavoro. Grazie Presidente. Mi preme ringraziare vivamente la Fondazione dei Claricini, Gabriele Archetti e il Centro Studi Longobardi per avermi invitato a tenere tale relazione incentrata sul tema città, insediamenti e viabilità nel Ducato di Benevento nel VII secolo, un tema decisamente ricco di spunti, la cui ampiezza è data non solo dalla complessità sociale, politica ed economica del dominio beneventano, ma altresì in ragione dell'estensione territoriale del Ducato. Ducato che con Grimoaldo, e in particolar modo con il figlio Romualdo, ebbe modo di ampliare i suoi confini essenzialmente nel territorio dell'attuale Puglia, giungendo fino alla linea territoriale che congiungeva idealmente Brindisi a Taranto, mentre nel Bruzio il confine con i possedimenti di area bizantina si attestava a nord del fiume Crati. Nel tempo gentilmente concessomi, cercherò di dare conto del quadro insediativo e viario alla luce dei risultati maturati in campo archeologico, confrontati con quanto acquisito in serie storiografica, con la consapevolezza di non risolvere affatto l'argomento, data la difficoltà nella composizione di quadri d'insieme
che tengano conto dell'insorgere di tante vicende locali e di numerosi particolarismi. Elemento fondamentale per l'efficienza economica, politica e militare del Ducato era la capillare rete viaria. L'ossatura di tale sistema stradale era costituita in gran parte dalle vie consolari rimaste in funzione, salvo casi di dismissione di tratti più o meno ampi, per gran parte dell'Alto Medioevo. La stessa Benevento costituì da subito per i Longobardi un baricentro, non solo in quanto ben difesa da una cinta muraria e posta strategicamente fra due fiumi, ma in particolar modo per la sua posizione a metà strada fra Roma e Taranto-Brindisi e per il suo importante ruolo di snodo viario fra il centro ed il meridione. La diramazione della via interna della Via Latina, la via dell'Alto Sagno, che in effetti rappresentava parte del più ampio percorso per raggiungere il Ducato di Spoleto, la via Traiana e la via Appia attraversavano la città. È ben noto che la Regina Viarum fu al centro di interventi manutentivi da parte degli imperatori e dei magistrati addetti alla cura viarum, almeno fino al V secolo, come testimoniato da miliari ed epigrafi che ricordano altresì l'attenzione di Teodorico per l'arteria. La via Appia, unitamente alla Flaminia, rappresentò il cardine del sistema viario durante la guerra greco-gotica. Lo stesso Procopio ricorda la larghezza della sede viaria ed il buono stato di conservazione della via, a differenza forse di altre arterie percorse dallo storico. La Latina fu percorsa ad esempio da Belisario e da un ufficiale del generale, un tal Zenone, che raggiunse Roma passando per il Sannio con 300 cavalieri. Non può inoltre non essere citata la Capua Reggio, raggiungibile a Benevento attraverso un asse viario minore che in età imperiale passava per Abellinum, che fu percorsa sempre da Belisario nel suo primo sbarco in Italia da Reggio a Napoli. Sebbene non fossero stati esenti da fenomeni di slittamento e di modifiche parziali dei tracciati, in linea con il quadro di destrutturazione di gran parte del sistema viario italiano, caratteristico di tale temperia storica, i rami viari principali del Ducato di Benevento nel VII secolo non mostrano particolari segni di cedimento o elementi tali che facciano pensare ad un loro abbandono a vantaggio di altri percorsi. È il caso, ad esempio, della diramazione interna della Via Latina, che nel territorio di Teano si distaccava dal ramo principale per attraversare le valli del Volturno e del fiume Calore verso Benevento. L'arteria viaria in parola e la Via Appia sono ricordate come gli itinerari più battuti dai viaggiatori diretti verso il meridione e di conseguenza verso l'Oriente. A tal proposito basta ricordare la ben nota epistola di Gregorio Magno indirizzata a Rusticiana Patrizia, redatta nel febbraio del 601. Il segmento campano della Via Latina, e in particolar modo quello ricadente nelle valli del Calore e del Volturno, fu altresì utilizzata da eserciti e fu teatro di operazioni militari. Durante la guerra greco-gotica, come già ricordato, fu attraversato da contingenti bizantini, mentre nel 663 l'esercito di Costante II, che si stava recando verso Napoli prima dell'arrivo di Grimoaldo, sceso in difesa del figlio Romualdo, percorrendo la Via Latina si scontrò con le truppe del conte di Capua a Mitola, subendo una sconfitta nella località Pugna, secondo quanto tramandato da Paolo Diacono e che è stato ricordato ieri da Claudio Azzara. L'importanza dell'evento bellico fu tale che il toponimo Pugna sopravvisse per diversi secoli, tanto da essere tramandato in un oblazio del 1089 che ricorda la chiesa di San Giuliano nel luogo ad Pugna Vocatur, ubicato nella bassa valle del Calore a circa 15 km a Benevento. Resti di un'abside in opera listata, databile all'VIII secolo, analoga alla tessitura muraria della vicina chiesa di Sant'Anastasia di Ponte e a quella più celebre di Santa Sofia di Benevento, sono inglobati nelle strutture della cripta del monastero del XII secolo di Santa Maria la Strada, complesso dal titulus allusivo, che sorse, come emerge da un documento notarile di età moderna, in loco ubi dicitur San Giuliano e pertanto, sulla base del dato archeologico, sui resti della chiesa altomedievale e a ridosso della viabilità. La continuità d'uso della diramazione della Via Latina, come appurato per la Via Traiana, naturale prosieguo dopo Benevento verso la Puglia, che fu percorsa poi da Romualdo nella sua marcia su Taranto e Brindisi, è testimoniata nei documenti del IX secolo, nei quali compaiono numerose denominazioni per indicare l'impiego di ampi tratti del percorso di età romana. Le fonti materiali documentano, a tale quota cronologica, esempi di restauri a infrastrutture connesse alla viabilità. Fra Benevento e l'antica Civitas di Clanum, per consentire alla Via Appia di superare con minimo dislivello la media valle del Calore,
fu realizzato in età adrianea un monumentale ponte viadotto di circa 300 metri ed alto 15. La fragilità delle sue arcate e laterizi, dovute alla mancanza di costanti attività manutentive ed evidentemente a fenomeni di dissesto idrogeologico dell'area, comportarono, in un momento non definito, il crollo e il parziale cedimento di 2 arcate. In un caso fu realizzata una potente pila di sostegno, in un altro venne innalzato un pilone su cui si poggiavano 2 piccoli archi realizzati in sostituzione di quelli di età imperiale. La tecnica muraria impiegata, costituita prevalentemente da materiali di reimpiego, proveniente dai non pochi e vicini mausolei funerari che dovevano contraddistinguere il percorso della Via Appia, sembrerebbe essere databile, per confronto con murature beneventane, fra il VII e l'VIII secolo. Il restauro garantì, non escludendo ovviamente altri interventi manutentivi allo stato attuale non più rilevabili, la vita dell'infrastruttura ancora per qualche secolo, fino a quando il viadotto fu sostituito da un esile ponte basso medievale, i cui resti sono visibili a qualche decina di metri di distanza dal greto del fiume. L'alterarsi della maglia viaria fu strettamente legata alle vicende del territorio e allo spostamento degli epicentri idemici. Sono ben note, grazie all'apporto delle fonti storiche e dell'archeologia, le condizioni dei territori del meridione nella tarda antichità ed in particolare nel VI secolo, allorché le aree interne fecero da scenario alle vicende belliche della guerra greco-gotica. Tali territori, ed in particolare quello campano interno, videro fra gli inizi e la metà del V secolo un periodo di costante insicurezza e di turbolenza, che ebbe inizio con l'invasione visigotica e con le incursioni dei Vandali, a cui seguirono catastrofi naturali, un esempio l'eruzione di Pollena ricordata da Giovanni Araldi, e focolai epidemici, come più volte evidenziato da Marcello Rotili e da Eliodoro Savino. Il VI secolo si configura, per la maggior parte dei contesti dell'Italia meridionale, come un momento piuttosto complicato, con il cedimento progressivo del sistema delle ville rustiche e la crisi del popolamento sparso nelle valli e nelle aree immediatamente contermini. Tra le conseguenze di questo fenomeno, che l'archeologia ha evidenziato, vi è la netta separazione fra le traiettorie urbane e il relativo territorio, fino ad allora strettamente dipendenti. Ritornando alla conformazione del territorio del Ducato di Benevento nel corso del VII secolo, l'archeologia, sulla base delle numerose e recenti attività territoriali condotte fra la Campania, il Molise e la Puglia, ha dimostrato che la fine delle ville non sembra avere luogo in un arco cronologico troppo circoscritto e che ogni schematizzazione proposta appare forse inefficace a cogliere le dinamiche dell'insediamento rurale in età tardoantica. È il caso questo delle aree della Puglia, ove le ricerche hanno acclarato una vitalità economica maggiore rispetto ad altri comparti, sebbene in forme completamente differenti da quelle di età imperiale. È celebre il caso della villa di Faragola, ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, interessata da un processo di monumentalizzazione tra la fine del IV e la metà del V secolo ed utilizzata ancora nel VI inoltrato, prima di essere abbandonata alla fine del secolo. Con il volgere del VII secolo, il sito di Faragola si contraddistingue per la formazione di una nuova realtà economica, in continuità topografica con la villa, ma con una discontinuità funzionale, che assume i connotati di un'azienda agricola contrassegnata altresì da attività artigianali. La complessità insediativa dei comparti meridionali, evidenziata poc'anzi, è percepibile, alla luce dell'archeologia, nei settori interni della Campania. Se le indagini topografiche condotte nella bassa Valle del Calore e della Valle del Miscano hanno constatato la crisi delle ville nel corso del VI secolo, con la conseguente formazione dei primi nuclei idemici d'altura, analogamente a quanto constatato in Toscana ed in altri comparti centro-settentrionali, le indagini stratigrafiche condotte da Marcello Rotili nel castello irpino di Sant'Angelo dei Lombardi hanno anticipato il recupero dell'altura al IV secolo, in ragione del rinvenimento di 48 sepolture riconducibili appunto al IV-V secolo, grazie alla datazione radiometrica. I temi legati al territorio, come abbiamo visto, sono numerosi e ricchi di spunto, che meriterebbero ulteriori riflessioni, come ad esempio la topografia cristiana tardoantica, ma vorrei soffermarmi brevemente sulla formazione di nuovi nuclei idemici in posizione elevata e strategica, con particolare riferimento all'area campana. L'argomento in parola, frutto di decennali ricerche e puntuali considerazioni da parte di Marcello Rotili e Carlo Ibanista per i contesti beneventani e avellinesi, di Nicola Busino e Federico Marazzi per l'area casertana e di Paolo Peduto, Rosa Fiorillo, Alfredo Santoro e Alessandro Di Muro per il territorio di Salerno, ha evidenziato come il recupero dell'altura sin dal VI secolo o poco prima
appare connesso al cambiamento degli assetti territoriali tardoantichi e conferma pertanto la tendenza alla rimodulazione delle forme insediative. Si trattava pertanto di villaggi che, per ragioni di sicurezza, si formarono in luoghi pressoché disabitati o in alcuni casi, come attestato a Rocca San Felice in Irpinia, in altri già frequentati in epoche passate. Come ben evidenziato da Marcello Lotili, l'insediamento di Montella rappresenta il paradigma di molti di quei villaggi sorti dalla ristrutturazione del sistema insediativo tardoantico, villaggi che si dotarono poco per volta di fortificazioni per poi crescere di importanza, prima come aziende curtensi, poi come centri con funzioni amministrative. Al VI-VII secolo può essere altresì riferita l'edificazione o comunque il parziale riallestimento di strutture già esistenti di Castra, il cui principale scopo era quello di presidiare quei settori, prevalentemente valichi e aree di confine, posti a margine con i territori bizantini. Nell'ambito della linea di fortificazioni distribuite sulla corona montana della pianura vesuviana, ossia lungo il confine nord-occidentale del Ducato Beneventano con Napoli, Paolo Peduto ha individuato tracce di tali complessi in gran parte celate dai poderosi impianti di Tar Normanno Sveva, come nel caso di Avella, ove è stato ipotizzato, con le dovute cautele, che il primitivo impianto risalisse al periodo della guerra greco-gotica, poi rinnovato precocemente dai Longobardi beneventani per impedire minacce contro Benevento dal lato della pianura vesuviana. Nel medesimo orizzonte cronologico sembra prendere vigore anche il ripristino di presidi lungo la viabilità, come è stato verificato in alcuni tratti della Capua Regium. All'estremità orientale della Valle Telesina, nel punto in cui la piana fluviale lascia il passo ad un'orografia più accidentata, contraddistinta da un sistema di colline digradanti verso l'alveo incassato del fiume Calore, quindi un imbuto allusivo dal punto di vista strategico che sfociava nella conca di Benevento, è possibile individuare un presidio militare a controllo del sistema viario diretto verso la capitale del Ducato. Ai piedi dell'attuale abitato di Ponte, dal toponimo allusivo, passava il tracciato della già menzionata diramazione interna della Via Latina, che in quel punto era munita di un'infrastruttura, un ponte con struttura in opus cementicium con cortine in laterizi di cui rimangono scarse evidenze materiali, utile ad attraversare l'alveo incassato del torrente Lenta, affluente del Calore. L'attraversamento è tuttora dominato da un'altura su cui insiste il centro storico di Ponte. Si trattava pertanto di un ganglio nevralgico del comprensorio che sin dal VI-VII secolo e fino al pieno basso medioevo rivestì un ruolo strategico nell'ambito delle difese del comprensorio beneventano. Il rinvenimento di una tomba a cassa in muratura di un armato, con corredo databile alla seconda metà del VII secolo, tangente esternamente ad una piccola abside di un luogo di culto e riferibile ad una necropoli più vasta, dimostrerebbe l'ipotesi della presenza di un presidio ai piedi del ponte. Il contesto pontese appare pertanto un exemplum delle dinamiche insediative di tale comparto fra la tarda antichità e l'alto medioevo. Sulle rovine di una villa di età imperiale abbandonata fra V e VI secolo, posta a poche decine di metri dal ponte della viabilità, fu impiantata una necropoli con annessa piccola aula di culto che, alla fine del IX secolo, per motivi non chiari allo stato attuale delle ricerche, fece posto alla ben nota chiesa di Sant'Anastasia, a servizio presumibilmente di un nucleo demico ubicato nelle vicinanze, come sembrerebbero dimostrare documenti dell'VIII-IX secolo. Il nuovo toponimo del locus, assunto a partire dal X secolo, Pons Sancte Anastasie, attesta il successo insediativo dell'area posta nei pressi della viabilità e dell'infrastruttura viaria. Successo suffragato altresì dal ben noto preceptum del 7 ottobre 980 dei principi beneventani Pandolfo I e Landolfo IV, con il quale fu concesso all'abate Giovanni del monastero di San Lupo di Benevento il potere di edificare un borgo fortificato o un castellum che costituirà la premessa del castrum normanno di Ponte e in seguito l'embrione dell'attuale abitato. Da ultimo, ma non per ultimo, il tema degli insediamenti urbani nel Ducato, al tempo di Grimoaldo e in generale del VII secolo, risulta ancora più delineato alla luce delle sempre più frequenti ricerche di archeologia urbana, che documentano il processo di destrutturazione e la trasformazione di parti significative dei settori urbani. Gli aspetti legati ai cambiamenti in atto a partire dalla tarda antichità e tipici di quel periodo coesistono con alcuni indubbi aspetti di continuità insediativa e di persistenza edilizia della città antica. Un esempio è il reticolo viario, che, sebbene siano ben attestati dalle fonti documentarie e dall'archeologia casi di occupazione della sede stradale
o di leggeri slittamenti della stessa, continua a rappresentare un elemento della città antica che rivive nella città altomedievale. Il tempo oramai agli sgoccioli non mi consente di proporre ulteriori dati ed esempi, sui quali tanto è stato scritto e dibattuto in diverse sedi, per esempio da Marcello Rotili, Paolo Peduto, Carlo Ibanista e Paul Arthur. Appare certo che nel settimo il panorama dei centri urbani, solitamente piccoli se si escludono la Capo Vetus, Benevento e Taranto, risulta notevolmente ridimensionato da quel fenomeno di abbandono che interessò le aree rurali, ma anche le città fra il V ed il VI secolo. A collassare in quel frangente fu la rete dei piccoli centri urbani che costituivano le maglie dell'organizzazione amministrativa ed ecclesiastica. Nel corso del VII secolo, tirando le fila di questa relazione, il vasto territorio del Ducato di Benevento era pertanto costellato da numerose entità, città, insediamenti arroccati, presidi militari in gangli nevralgici della viabilità, ma altresì villaggi riuniti di fondovalle, testimoniati da un certo numero di chiese isolate, come nel caso della piana Pestana o della Daunia, o unità agricole sorte nel VI secolo sulle strutture di ville rustiche o in prossimità di esse, favorite dalla ripresa delle attività economiche e dell'agricoltura conseguente alla stabilizzazione politica del Ducato beneventano. La rete di insediamenti rurali mostra dunque che i Longobardi investirono somme non solo nel realizzare castelli, ma anche nella riorganizzazione dell'economia fondiaria attraverso, ad esempio, concessioni di aree abbandonate. E questo forse è il caso celebre di Alseco Duca dei Bulgari, che è stato ricordato da Vasco La Salvia e Vito Lore oggi, stanziati in area molisana per volere di Grimoaldo, come tramanda Paolo Diacono, o mediante la stabilizzazione di piccoli centri intorno a plebes dipendenti da vescovi. Celebre esempio a tal proposito è San Giovanni di Pratola Serra in provincia di Avellino, una chiesa battesimale realizzata fra la fine del VI e gli inizi del VII secolo, con ricchi apparati decorativi, che contribuisce ad attestare la diffusione del cristianesimo in ambiente rurale, secondo direttrici colleganti le zone costiere a insediamenti dell'entroterra. Il VII secolo fu del resto il secolo della cristianizzazione delle popolazioni rurali, nonostante l'allontanamento di tanti presuli, la soppressione di molte diocesi e la persistenza di molteplici fattori di crisi. Grazie. Grazie a Lester Leonardo per questa relazione, per la puntualità, ma anche per questa relazione che ha strizzato l'occhio in maniera interdisciplinare molto forte all'archeologia, alla topografia, con due parole chiave direi: destrutturare, trasformare, quindi un flusso continuo di, appunto, direi osmosi, ma anche discontinuità, di rotture e anche contaminazioni però effettivamente, quindi grazie. Chiamo al tavolo il prossimo relatore, che è il professor Marco Stoffella dell'Università di Verona. Benvenuto. Il quale ci parlerà della conquista del regno e i rapporti con i duchi. A te la parola. Allora, grazie, buongiorno a tutti e grazie agli organizzatori, mi metto più vicino al microfono, per l'invito e l'ospitalità, davvero molto apprezzati, e con l'occasione porto anche i saluti del direttore del Dipartimento di Cultura e Civiltà, Arnaldo Soldani, che per alcuni anni ha lavorato, è stato collega di alcuni dei docenti qui presenti a Udine. Allora, io mi scuso anche ho preparato un PowerPoint perché poi ci sono alcune parti tecniche che vanno seguite. Mi dispiace, l'ho dovuto fare in modo piuttosto precario perché in questo periodo nell'istituto dove sono appoggiato, l'istituto stesso è stato interdetto all'accesso e quindi ho avuto risorse davvero molto complicate. Allora, leggendo a più riprese il racconto di Paolo Diacono, il mio compito mi è parso inizialmente semplice, considerata la dovizia di particolari che lo storico intellettuale di origine friulana ha messo a disposizione. Di Grimoaldo Paolo dice molto, forse persino troppo. Ci parla dell'origine, della collocazione genealogica di quasi tutti i membri della sua famiglia, delle gesta straordinarie sin dall'infanzia, della carriera giovanile di quella matura, della dislocazione da nord a sud, dell'ascesa al trono con la risalita da sud a nord, delle gesta e delle vittorie militari, dello stile di governo, delle virtù morali e di altro ancora.
Potrebbe quindi sembrare sufficiente riannodare i fili della narrazione paolina e pescare dal suo patrimonio di notizie per proporre un quadro coerente. Sarebbe ovviamente un errore di prospettiva, considerata la distanza che separa Paolo dai fatti descritti, e nonostante egli possa avere avuto l'accesso privilegiato a nuclei di informazione durante le sue varie frequentazioni a nord e a sud, lo è di sicuro per quanto riguardano le attività e la campagna di Costante II, è difficile pensare che le informazioni assunte da Paolo siano state organiche, complete, quant'anche non ideologicamente orientate dalle sollecitazioni a cui egli fu sottoposto quando, in età carolingia, ma nel Ducato beneventano, compose la sua narrazione. Vorrei perciò provare a discutere alcuni degli aspetti che Paolo Diacono, pur impreziosendo il suo racconto con aneddoti e informazioni, lasciano inevasi. Serve perciò riannodare brevemente i fili che tengono uniti i vari elementi, focalizzando l'attenzione sulle questioni più strettamente legate alla regalità, all'accesso alla carica e alla legittimazione regia, colti nell'oggetto specifico di studio, vale a dire la figura di Grimoaldo. È un tema che può presentare qualche elemento di novità, a patto che si accettino alcune congetture, che illustrerò a breve, e che di Paolo si esplorino anche i silenzi e che si provino a comparare gli aspetti che riteniamo tipici della cultura di governo longobarda con altre realtà vicine. Silenzi che credo oggi si possano provare in parte a svelare grazie ad una ricca e accurata tradizione di studi. Nella parte finale del mio intervento mi soffermerò su alcuni aspetti legati agli altri temi affidatemi, che per motivi di tempo potrò solo accennare e che ovviamente consegnerò poi nel testo definitivo. Tutto questo nell'ottica appunto di provare a restituire un quadro che, sebbene frammentario e a tinte chiaroscure, contribuisca ad aggiungere elementi utili al racconto che gli organizzatori hanno tessuto nel programma di queste dense giornate di studio. Direi di procedere senza indugio in medias res, andando a trattare uno dei nodi che più mi hanno sollecitato nel lavorare su Grimoaldo, vale a dire il ruolo giocato dall'aristocrazia settentrionale del regno, e in particolare dal duca di Torino Garibaldo, nell'ascesa al potere del re. Secondo lo schema narrativo proposto da Paolo Diacono, la promozione regia del duca di Benevento fu da un lato una raccolta progressiva di consensi, un crescendo di adesioni ad un progetto politico nuovo che dal cuore del regno chiamò a raccolta le aree meridionali, si mosse coinvolgendo alcuni ducati tradizionalmente periferici, ovviamente Benevento, ma anche la Tuscia e Spoleto, risalì la penisola fino a Piacenza e puntò sulla capitale Pavia, dove Grimoaldo contese e sottrasse in prima battuta a Godeperto, uccidendolo, e a Pertarito, costringendolo alla fuga al di fuori dei confini del regno, il titolo regio che gli seppe conservare per 9 anni fino alla morte. Dall'altra, invece, il bilancio che Paolo Diacono fa alla conclusione della carriera di Grimoaldo è quella di un Rex particolarmente apprezzato per le qualità e le doti personali, capace di intervenire e di innovare alcuni aspetti dell'impianto legislativo dopo l'emanazione dell'editto di Rotari, ma che pur sempre, dopo 1 anno e 3 mesi dalla morte di re Aripert, Langobardorum regnum invasit. Un giudizio quindi fortemente delegittimante, quest'ultimo, che sottolinea l'occupazione del regnum e l'azione militare, volto però da una parte a giustificare la mancata successione del giovane figlio Garibaldo, puerilis etatis, ma pur sempre figlio di una discendente diretta di re Ariperto, che tra l'altro Paolo non menziona mai, e dall'altra il ritorno dall'esilio del legittimo re costretto alla fuga, vale a dire Pertarito. Allora, come ha presentato Paolo Diacono i primi sviluppi della vicenda? Allora, egli dichiara in modo palese l'insoddisfazione che era, per come era stata gestita la successione di Ariperto I, al momento della sua scomparsa nel 661, dopo 9 anni di governo, con la promozione dei 2 figli che Paolo definisce adolescentibus, Godepert e Pertarito Pertarit. In modo anomalo, quindi, rispetto alla tradizione longobarda precedente e secondo schemi più vicini alla regalità merovingia, i 2 fratelli erano stati promossi insieme, dividendosi le competenze regie. Questa non era una novità assoluta per il regno longobardo, l'abbiamo già sentito per quanto riguarda appunto Tasso, Tassilo e Cacco, che ovviamente sono stati per un breve periodo a capo del Ducato friulano,
E ovviamente il caso più esemplare è quello narrato dall'Aurigo Gentis Lagombardorum, poi ripreso da Paolo Diacono, in cui si ricordano appunto il doppio regime dei fratelli Ippor e Aio in associazione con Gambara. In chiave istituzionale, ovviamente, però, l'esempio del caso friulano va collocato a un livello inferiore, anche se in effetti non si deve dimenticare che il Ducato con sede a Cividale, lo hanno già ricordato i relatori questa mattina, aveva costituito e continuava a svolgere un ruolo centrale nel gioco degli equilibri di potere del Regnum, sia soprattutto per la sua posizione di confine su fronti più o meno instabili, come quello bizantino, avarico, slavo e non da ultimo, guardando a nord, a nord-ovest, con il Ducato di Baviera. Ora, Paolo Diacono dichiara senza mezzi termini che, fomentati da cattivi consiglieri, Godeperto e Pertarito erano entrati ferocemente in competizione tra loro, cercando di annullarsi l'un l'altro. Avevano duplicato la sede regia, altro elemento che rimanda, secondo me, a dinamiche di potere tipicamente merovinge, con la promozione di una seconda capitale, Milano, al fianco e in competizione con Pavia, con la probabile creazione, anche se Paolo non ne fa menzione, ma credo lo dobbiamo dedurre, di due corti parallele alternative e di due strutture di governo di cui Paolo appunto non fa menzione. I motivi della crescita di Milano come sede alternativa sono riconducibili agli sviluppi al tempo di Agirulfo e Teodolinda, che secondo convegno organizzato dal centro di studi ha ampiamente sviluppato e che quindi tralascerei. Possiamo però pensare in questo frangente che si colgano in qualche modo dei frutti maturi di un processo di crescita, di questa realtà dal punto di vista istituzionale. Senza che Paolo chiami direttamente in causa, sembrano proprio le aristocrazie radicate nelle aree limitrofe alle due capitali, quindi sono le responsabili di questo mancato, lungimirante indirizzo politico nei confronti di due giovani re, tanto che la competizione tra fratelli sembra avere generato una diffusa inquietudine e probabilmente la paura del concretizzarsi di una minaccia esterna in un momento di così alta conflittualità interna. Così si esprime tra le righe Paolo Diacono, il quale non indica una figura particolare, ma una pluralità di voci indistinte che trovano il motore dell'azione, il protagonista di una nuova fase politica, proprio nel duca di Torino Garibaldo. Paolo lo mette in scena per la prima volta quale referente e consigliere politico di Godeperto, senza tuttavia inquadrarne i rapporti con i due giovani re, né con il duca Grimoaldo. Dal racconto di Paolo emergono alcuni aspetti di Garibaldo, un uomo con un ruolo centrale nella politica del regno, una vicinanza e una conoscenza diretta di Grimoaldo, espressa poi dal conferimento da parte di Godeperto dell'ambasciata per coinvolgere il duca di Benevento nella contesa per il controllo della monarchia, un accesso forse anche alla corte di Pertarito, ma sicuramente a quella di Godeperto, di cui Garibaldo sembra essere un influente e non disinteressato consigliere politico. Godeperto invece è caratterizzato come il più problematico tra i due giovani re, anche se il giudizio negativo nei suoi confronti non è mai esplicitamente espresso, ma inferito dall'attribuzione di una sua inesperienza e mancanza di una avvedutezza politica necessaria alla statura regale, nonché una fiducia eccessiva in chi lo avrebbe dovuto consigliare. Anche se Paolo attribuisce a Godeperto la decisione di coinvolgere Grimoaldo e le sue schiere nella speranza di una prevaricazione vittoriosa sul fratello Pertarito, è Garibaldo a immaginare il duca di Benevento come una risorsa e una soluzione che restituisca stabilità al Regnum Langobardorum, che invece la rivalità tra fratelli e rispettivi sostenitori, questa è la parola che usa Paolo Diacono, dissipavant. Nel ritratto che Paolo fa di Grimoaldo, attraverso il pensiero di Garibaldo, invece negli anni della maturità, siamo nel 662, ecco qui facendo due conti, doveva essere abbastanza, aver superato i 50 anni, ipotizzando che nel 610 avesse 3-4 anni, insomma non so che età possiamo attribuirgli, e quindi come lo definisce Paolo? Etate maturus, consiglio providus et viribus fortis, tutte qualità adatte a risollevare i destini del regnum e reggere le sorti della monarchia, condensate in un individuo che in varie occasioni e a partire dall'infanzia Paolo descrive come eccezionale. Potevano queste qualità e il consenso maturato durante la lunga carriera condotta principalmente a Benevento
diciamo, anche qui è una lunghissima carriera, diciamo, una lunghissima dislocazione, e qui entra anche, diciamo, secondo me, in discussione la data in cui vengono uccisi i fratelli maggiori, o 625 oppure, secondo Krawinkler, 616, quindi potremo addirittura dover anticipare l'uscita di scena dal Friuli dei due fratelli, e di Grimoaldo in particolare. Quindi dicevo, un lungo periodo che sicuramente era stato sufficiente per creare il consenso nel regno e poi a permettere al nuovo re di creare stabilità di governo necessaria per assicurarsi il successo dell'azione in una proiezione settentrionale. Poteva il seguito di Grimoaldo essere sufficientemente forte da vincere la resistenza dell'aristocrazia longobarda radicata in Austria e in Neustria? Al di là della promozione sistematica di uomini di fiducia a capo di alcune circoscrizioni particolarmente importanti, Benevento, l'abbiamo sentito prima, Spoleto con il fedele uomo d'armi, il Comes Transamunto, Cividale con Lupo, ma poi con Vectari, Landari e Rodoaldo. E qui, diciamo, sottolineo il fatto che, appunto, come diceva Vito Lorè stamattina, c'è una tendenza a pescare attraverso l'ufficialità minore, quindi, diciamo, a non promuovere necessariamente esponenti della grande aristocrazia. A mio avviso la risposta è parzialmente negativa, nel senso che l'affermazione di un uomo completamente estraneo alla dinastia regia dominante, anche di fronte all'inadeguatezza politica di uno o entrambi i reggenti, avrebbe potuto avere a questa altezza cronologica uno scarso margine di successo. Da più di 70 anni, qui diciamo, chiamo in causa, vediamo un po', si vede? No, si vede qua. Ok, si vede, è piccolo, ma qua mi avvalgo da delle ricostruzioni genealogiche pubblicate da Krawinkler qualche anno fa. Dicevo, già da 70 anni, da più di 70 anni, si era creata una forte identità regia legittimante che promanava dalla fusione tra gli esponenti della dinastia bavaro-franca, nota in letteratura come gli Agirolfingi, associata a quella regia nobilissima e longobarda dei Letingi o Litingi, tramite il matrimonio di Valdrada, figlia di Rievaco, e della principessa austrigusa con il re duca Garibaldo. Quindi tornano i collegamenti con la Baviera, ripristinando in qualche modo una tradizione di studi che forse in parte si era persa. La dinastia dei Letingi o Litingi era stata soppiantata temporaneamente da quella dei Gausi con Audoino e suo figlio Alboino, ma una volta esauritasi questa linea dinastica diretta, con la scomparsa violenta di Alboino, ma soprattutto con la segregazione a Bisanzio della unica figlia Albuswinda, quindi togliendo la possibilità di una trasmissione regia attraverso, diciamo, l'associazione matrimoniale con la portatrice della regalità, nata quindi dal primo matrimonio di Alboino con Clodsvinta, che è la figlia di Clotario, il re merovingio, questa linea non avrebbe più potuto conferire una legittimità regia se non tramite l'associazione dei rami collaterali a qualche altra ascendenza regia. La crisi politica che aveva portato alla frammentazione e all'interregno ducale era stata risolta anche tramite il recupero dell'antica tradizione, quindi coinvolgendo con funzioni regie gli esponenti della linea discesa dai Letingi, Litingi e Girolfingi, ora associati e assunti in modo esemplare dalla figura della regina Teodelinda e dai suoi due figli e dal fratello Gumundoaldo e della sua discendenza. Qui nella slide quindi vedete sostanzialmente il blocco familiare che si forma e che mantiene all'interno della propria struttura e tramanda il titolo regio. Se si guarda lo schema che riassume i legami parentali della monarchia longobarda, le scelte matrimoniali e quelle successorie dovrebbero risultare evidente che tra la fine del VI e poco oltre la metà del VII secolo, ma in verità anche oltre, la legittimità regia rimase agganciata alla discendenza diretta riconducibile all'associazione Letingio-Agirolfingia. In altre parole, la legittimazione, la stabilità e il consenso della monarchia e quindi del regnum ruotavano intorno ad un'ascendenza identificabile con il padre di Teodelinda e la sua consorte, la prole di Teodelinda e quella poi di Gumundoaldo. A completamento di questo inciso va infine precisato che tutti i detentori della regalità, non direttamente appartenenti a questa dinastia, furono indicati da Paolo, richiamandone la linea genealogica di appartenenza, dichiarandola esplicitamente. Nel caso di Grimoaldo, Paolo non intervenne per definire l'ascendenza della stirpe, in realtà non lo fa neanche l'Aurigo Gentis Lagobardorum, cioè Grimoaldo sta, diciamo, in una linea successoria diretta con i suoi antecedenti. Allora, non sottolinea nemmeno il fatto che potesse essere, diciamo, membro di una ramo collaterale di Audoino e Alboino.
e quindi apparentemente appartenente alla dinastia dei Gausi. Se dovessimo quindi seguire le indicazioni implicite di Paolo, con l'ascesa di Grimoaldo al potere e il controllo della carica regia, dovremmo forse raccontare la temporanea rivincita della dinastia Gausa su quella Letingio-Agilolfingia, ma il racconto che Paolo fa non sembra andare in questa direzione. Allora, che cosa possiamo dire? Forse dobbiamo appunto precisare meglio la figura di Garibaldo. Ho l'impressione che Paolo Diacono abbia assunto un atteggiamento mimetico che proverei a scegliere in questo modo, cioè premettendo che questa ovviamente è solo un'ipotesi di lavoro e che non ho la presunzione che siate tutti d'accordo. La prima riflessione è relativa alla collocazione di Garibaldo, influente duca di Torino, in questo panorama. Al suo riguardo ci sono due elementi, forse tre, da tenere presenti. Il ducato di Torino insieme a quello di Asti, sebbene sono sottorappresentato dalla narrazione di Paolo Diacono. Paolo Diacono ha tre nuclei principali di riferimento che sono legati alla sua esperienza personale, però ducati di Torino e Asti sono sicuramente tra il VI e il VII secolo controllati da figure estremamente influenti nel regno a livello politico, e tra i suoi duchi emergono re o padri di re. Quindi, al di là dell'importanza della tradizione friulana, credo che qui abbiamo un nucleo importante di potere e di legittimazione. Tutti sono riconducibili tramite associazioni matrimoniali o per linea diretta alla dinastia Letingio-Agilolfingia, tranne esattamente il duca Garibaldo, che potrebbe, a rigor di logica, e considerato l'elemento onomastico caratterizzante che rimanda alla dinastia bavarese e al nome presente di Garibaldo, potrebbe in qualche modo forse essere indirizzato o in qualche modo ritenuto appartenente a questa dinastia. Paolo Diacono è silente rispetto a questo gruppo familiare, e in particolare quindi questa influenza del duca Garibaldo nei confronti di Godeperto e le iniziative da lui assunte prima di essere ucciso da un fedele appunto di Godeperto fanno pensare ad un congiunto del re interessato a manovrare il giovane e inesperto Godeperto a vantaggio di una qualche linea familiare alternativa. Le vicende legate alla richiesta di intervento di Grimoaldo potrebbero infatti aver avuto origine da una mossa interna al gruppo familiare regio allargato, chiaramente in contrasto tra il 661 e il 662 per motivi successori che Paolo non esplicita, ma che emergono abbastanza chiaramente e che sono perfettamente speculari alle vicende contemporanee del vicino regno dei Franchi. Vado veloce. La domanda che segue è ovviamente quella legata a Grimoaldo e in particolare se il duca di Benevento, poi re, abbia fatto meno o meno parte di questo gruppo familiare allargato e se sia stato quindi coinvolto nella lotta in quanto potenzialmente avente diritto al trono e in che modo. Anche in questo caso dobbiamo tenere a mente alcuni aspetti che emergono dal racconto di Paolo Diacono in forma indistinta e forse mimetica. In particolare bisogna sottolineare la politica indipendentista perseguita tra fine VI e inizio VII secolo da parte di Grimoaldo Gisulfo, cioè dal padre di Grimoaldo Gisulfo II in occasione delle operazioni di Re Agilulfo contro i bizantini nel 601, delle posizioni politicamente altalenanti che avrebbero in qualche modo generato contrasti poi appianati con la corte pavese e che dovettero portare la dinastia ducale friulana, da cui appunto discese Grimoaldo, a più miti consigli. La spedizione, è stato detto stamattina, del 610, quella Abara, senza una mobilitazione dell'esercito regio, che portò poi all'uccisione del duca Gisulfo II, è probabilmente da ritenere una punizione o comunque un intervento, attraverso appunto l'intervento degli Avari, che Paolo racconta con toni drammatici, a volte epici, spesso moraleggianti. Quello che stupisce il lettore, specie se si silenziano i giudizi netti nei confronti di Romilda, cioè la madre di Grimoaldo e consorte di Gisulfo II, è la convinzione della duchessa di poter avere, nonostante la situazione di vedovanza da poco venutasi a realizzare e il fatto di essere cinta in assedio, un destino regio. E nonostante questa convinzione di Romilda fosse derisa, negata e violentemente annichilita dal Khan avaro, fino ad assumere connotati davvero foschi, stupisce che Paolo Diacono non giustifichi tali ambizioni con dei dati utili, ma si limiti a condannare soprattutto la libido della donna, tacendo le aspirazioni della stessa. Nel completare il suo racconto intorno ai destini della prole di Gisulfo II e di Romilda, tuttavia Paolo trova lo spazio per menzionare il destino delle due sorelle di Grimoaldo, Appa e Gaila,
che da prede di guerra in mano avara sarebbero successivamente andati in sposa a un duca degli Alamanni e a un princeps bavaro non meglio identificati. Un destino davvero incredibile per i membri di una schiatta ducale decapitata tramite l'uso del nemico alleato avaro e che poteva vantare lontane ed altisonanti ascendenze legate ad Alboino e la sua prima consorte Merovingia. Un ricordo però risalente ad oltre 40 anni prima e che doveva in parte essersi sbiadito, a meno che appunto l'aspirazione regia non fosse stata rinverdita con qualche altra alleanza o qualche nuovo legame. Allora, guardando alla caratterizzazione onomastica dei figli di Romilda e di Gisulfo II, vediamo se trovo una slide, questa era diciamo l'ascendenza. Ok, allora qui c'è diciamo tentativo di descrivere in qualche modo diciamo, la composizione dal punto di vista onomastico della dinastia Agilolfingia. Quindi abbiamo diciamo, tra i figli, scusate, questa è diciamo, la discendenza Agilolfingia e ovviamente per quanto riguarda invece la dinastia, scusate, vado oltre. Ovviamente abbiamo diciamo, i nomi di Taso, diciamo, Tasone, Grimoaldo, che richiamano direttamente in realtà diciamo, la tradizione onomastica, diciamo, forse lo si vede qui, la tradizione onomastica diciamo, dei duchi di Baviera. Allora, da questo punto di vista, la suggestione che mi viene è che in realtà ci possa essere stato un collegamento in qualche modo con, diciamo, tra la famiglia di Gisulfo II e la dinastia bavara, diciamo, da cui discende poi o principia in qualche modo l'idea di una identità regia. Questa cosa, vado riassumendo perché sono andato oltre i tempi prestabiliti, quindi diciamo questa cosa in qualche modo ha dei contatti e delle analogie molto forti se si pensa al destino del duca di Trento Ewin, che chiaramente sposa una discendente di Garibaldo. Ora non so esattamente come collocare e dove collocare, ma l'ipotesi che faccio è che in realtà la Romilda dalle ambizioni regie possa essere direttamente ricollocabile, diciamo, possa avere fatto parte della dinastia di Garibaldo. Allora, tutto questo per dire che sostanzialmente diciamo, quando diciamo, Garibaldo coinvolge Grimoaldo nell'ascesa al regno, sostanzialmente, a mio avviso, recupera un ramo della famiglia regia che diciamo, precocemente abbandona il proprio destino diciamo, e la propria ambizione regia dalle aree, diciamo, dalle aree friulane e che si rifugia in realtà presso un propincus, oltre che diciamo, educatore diciamo, a Benevento, e che quindi diciamo, è vero che l'operazione che Grimoaldo svolge è principalmente dovuta all'appoggio militare, ma anche un elemento che Paolo mai esplicita, e quindi qui vado veramente diciamo, creando in qualche modo un senso, diciamo, Grimoaldo partecipa a questo diciamo, tentativo di recupero diciamo, della regalità attraverso un'azione militare che però in qualche modo trova, diciamo, mette a tacere la lotta conflittuale tra i sostenitori dei due re e che gli consente in qualche modo di detenere, diciamo, senza grossi opposizioni, il potere regio. Questo è sostanzialmente il nodo diciamo, delle cose che volevo raccontare. Ecco, credo che non rimanga, diciamo, se non il fatto di dirvi in ultimo il fatto che diciamo, la strutturazione diciamo, dei ducati intorno alla fine del VII secolo, anzi diciamo, forse poco dopo la metà del VII secolo, la possiamo rintracciare attraverso quel documento che si riferisce alla lite famosa tra Piacenza e Parma e che in qualche modo giustifica anche l'emergere di questa pletora di ufficiali pubblici, perché in realtà diciamo, nella disputa siamo tra Piacenza e Parma, quindi nel cuore del regno, vengono menzionati i gastaldi, gli spatari, i notari, gli iudices, gli stratores, i referendari, gli scari, gli sculdeis, gli scildeporrus, gli actores, gli exercitales, che in qualche modo, se volete, sono esattamente diciamo, il corrispettivo di tutta quella diciamo, nomenclatura di ufficiali pubblici che troviamo poi attestati a Spoleto e a Benevento un secolo dopo. Ecco, grazie.
Grazie anche a te Marco per questa relazione che direi ha dato intanto un'onomastica molto ampia. Suggerirò qualcosa a mio figlio per il nome del prossimo criceto, l'avete visto tutti razzolare qua, quindi così peschiamo qualcosa di veramente originale che vada al di là dei soliti nomi. Scherzi a parte, interessante direi questo affondo fra le strategie e le dinamiche del potere che ruotano intorno, se ho colto bene, perdonami, e forse la semplificazione a 3D, dinastie, donne e duchi, perché sono emerse anche molte donne dalla tua relazione, quindi il protagonismo femminile che c'è nella società longobarda. Grazie. Allora, chiamo al tavolo il prossimo relatore, il professor Luca Zavagno. Mi hanno avvisato che ha già tenuto ieri il suo intervento, e quindi il professor Rajko Bratos dell'Università di Lubiana. Benvenuto. Il quale ci parlerà del regno longobardo, il papato e le chiese. Grazie. Negli anni che intercorsero tra la morte di Gregorio Magno, 604, e l'elezione di Papa Teodoro, 642, si ebbe una accentuata riduzione delle attività e dell'influenza della Chiesa, in particolare degli 8 papi eletti nell'arco di quei 40 anni. Lo sviluppo delle relazioni e dei rapporti di forza tra la Chiesa, l'impero e i nuovi regni. Alla mortale lotta contro gli Avari e gli Slavi, il cui apice fu il fallito assedio avaro-slavo di Costantinopoli 626, seguì la violenta offensiva bizantina contro la Persia, condotta dall'imperatore Eraclio, conclusasi con il suo trionfo. L'esercito bizantino era riuscito nuovamente a liberare l'intera Asia Minore, la Siria e la Palestina, 630, mentre nel stesso periodo in Occidente si andava affermando lo sviluppo dei nuovi stati barbarici, franchi, longobardi e Spagna visigoti, risultato in realtà meno drammatico, in quanto orientato al loro consolidamento. La Chiesa agli inizi del VII secolo registrava un pesante periodo di declino. L'attività dei papi Sabiniano, Bonifacio III, Bonifacio IV, Deusdedit, nonché Bonifacio V, era rivolta soprattutto a dare un assetto a Roma e all'Italia, e soltanto nei casi di Papa Bonifacio IV e Bonifacio V, anche alla Britannia, come prosecuzione della politica di Gregorio Magno. Alla rovina delle strutture ecclesiastiche nella gran parte dei Balcani e dell'area danubiana, dopo la vittoria riportata sulla Persia, seguì in alcune località, per esempio Salona in Macedonia, in parte in Asia minore, la loro ricostruzione ad opera di Eraclio. La debolezza della Chiesa del tempo emerse allo scoppio della controversia relativa alla dottrina del monotelitismo,
come affermazione di monoenergismo, la quale sul piano teologico era andata progressivamente maturando già dalla metà del VI secolo. Il pretesto per lo scoppio della controversia, uno dei problemi centrali dello Stato bizantino e della Chiesa, fu la pressione esercitata dallo Stato nei confronti della Chiesa. Ciò mise in luce due aspetti. Primo, la Chiesa con il suo centro a Roma come una parte dello Stato bizantino con il suo centro in Oriente era esposta a pressioni, forse tra le più dirette fino ad allora, in ogni caso paragonabili a quelle esercitate al tempo del governo dell'imperatore Costanzo II, il figlio del Costantino il Grande, sovrano in Occidente, di Zenone in tardo V secolo e di Giustiniano. I problemi fondamentali dell'impero, come erano ad esempio la questione della unità o dell'integrità dello Stato, che si trovava in una fase critica del suo sviluppo, investiano la Chiesa all'interno della quale per un intero periodo successivo al V Concilio Ecumenico 553, le questioni di tipo ideologico e dogmatico continuarono ad essere irrisolte. Già al tempo della straordinariamente celere espansione araba nella regione sirico-palestinese, l'imperatore Eracleo, avvalendosi dell'assistenza del patriarca di Costantinopoli Sergio, 638, impose ectesis, expositio ortodoxe fidei, come formula di fede, la quale, contrariamente ai decreti stabiliti dai precedenti concili ecumenici, sarebbe divenuta vincolante per tutti i cittadini e con ciò fondamento dell'assetto dell'intero mondo cristiano. Questo decreto, il cui contenuto era il risultato di un compromesso, risulta essere molto controverso e per dire inaccettabile per tutti. Diede origine ad aspre e per lo Stato dannose polemiche di natura religiosa, soprattutto all'interno dei tre patriarchi orientali, Antiochia, Alessandria e Gerusalemme. Considerato questo documento fosse inopportuno, l'imperatore Costanzo II lo sostituì con un nuovo decreto, il Typos, ancora meno soddisfacente del precedente, che provocò nella Chiesa reazioni ancora più dure e estensione di tensioni dalla sfera civile all'ecclesiastica. Apparve chiaro che le conclusioni dei due concili ecumenici di Calcedonia 451 e di Costantinopoli 553 non erano inconvertibili. Il Typos vietava severamente qualsiasi discussione circa l'esistenza in Cristo di una o di due attività o energie. Coloro che avessero
trasgredito il divieto sarebbero stati sottoposti a pene molto severe. I chierici sarebbero stati dimessi dal loro stato, i monaci scomunicati e costretti all'esilio. Ai dignitari civili sarebbero stati confiscati i beni, mentre agli appartenenti ai ceti inferiori sarebbe state inflitte anche pene corporali. Roma e Occidente, con l'eccezione della Chiesa aquileiese e di parte della Chiesa ispanica, allora già deboli e in posizione periferica, la prima rifiutava, la seconda aveva delle riverse riguardo ai decreti del Quinto Concilio Ecumenico, vennero nuovamente coinvolti nelle polemiche cristologiche che in Oriente persistevano praticamente senza interruzioni dalla prima metà del V secolo. I papi, ad esempio Severino, 638, e Giovanni, 642, poi straordinariamente Onorio I, 638, che soscrisse ectesis, dapprima conservarono un atteggiamento remissivo nei confronti delle pressioni esercitate dagli imperatori. Successivamente Teodoro I, 642, e in particolare Martino, sostanzialmente Martino I, suo successore, vi si oppresse energicamente. 3 decenni più tardi la diatriba a causa delle a causa delle a causa sostanzialmente condizione in Oriente. Sì, e in Africa forse era questo? Yeah. In Africa. In Africa, yeah. Grazie. Dovute all'invasione araba e adesione all'ortodossia dell'imperatore Costantino IV, perse il suo significato originale e Papa Agatone 661 poté chiuderla a proprio vantaggio, poiché la controversia tra l'impero e la Chiesa e i dissidi interni alla Chiesa stessa avevano assorbito quasi tutte le energie, la Chiesa in questo periodo poté dedicarsi in misura limitata alla propria missione e al consolidamento delle proprie strutture negli stati barbarici, regna. Mentre dalla distruzione delle strutture religiose in Asia interiore, in Egitto, in Africa, quelle della Chiesa occidentale erano maggiori, accompagnate dalla costante ricerca e di risposte alle dispute nascenti nei regni barbarici, e quando ciò accade lo fu in misura marginale. La natura dei rapporti tra imperium e ecclesia regna si evidenzia alla luce dei atti del Sinodo Lateranense del 649, della lettera del marzo
680 del Sinodo di Roma all'imperatore e degli atti del Sesto Concilio Ecumenico di Costantinopoli 680-81 e dei canoni del Secondo Concilio Quinisesto o in Trullo allo scisma dei 3 capitoli e rimosse quanto della disputa attorno al monotelismo e del monoenergismo rimaneva ancora presente nella Chiesa italica. Il Sinodo Lateranense del 649, il Sinodo Lateranense del ottobre 649, indetto da Papa Martino, cui parteciparono 105 vescovi, quasi tutti o almeno 95 provenienti dai territori bizantini dell'Italia, rispecchia i rapporti di forza esistenti tra i 3 soggetti e presenta i contenuti principali dei lavori in esso svolti. Vista la sua importanza, il Sinodo presero parte anche 2 vescovi del Patriarcato di Gerusalemme, seguaci di Sofronio, patriarca di Gerusalemme deceduto da un decennio, nonché dei 2 vescovi africani come esponenti della Chiesa africana e rappresentanti dei 42 vescovi firmatari residenti nelle province di Numidia, Bisacene e Mauritania. Il Sinodo Lateranense questi vescovi firmatari residenti nelle queste Numidia, Bisacene, Mauritania, il Sinodo respinse decreti dal contenuto religioso emanati dagli imperatori Eraclio, Ectesis e Costanzo, a Costanzo di Tipos, il Tipos, e condivisi dai patriarchi di Costantinopoli, di Antiochia e di Alessandria, dopo aver trattato in modo approfondito le questioni cristologiche. Infatti nell'ultima seduta, la quinta del 31 ottobre, venne data lettura 123 passi tratti dai testi ortodossi, poi seguì l'esposizione dei 47 testi eretici, nonché la successiva conferma dell'anatematismi, con i quali vennero condannate tutte le eresie, per ultimi ad essere condannati come eretici furono i 2 decreti degli imperatori Ectesis e il Tipos. Per non prolungare, vado alla conclusione. Breve conclusione. Lo sviluppo degli avvenimenti del VII secolo indica che i rapporti tra la Chiesa, Imperium e Regna barbarici furono per un lungo tempo molto complessi. Così la controversia monotelita, come anche lo scisma dei 3 capitoli, divisione avvenuta già alla metà del VI secolo, che durò circa un secolo mezzo perdendo di importanza nel VII secolo, furono causati dalla pressione esercitata
dall'impero sulla Chiesa. Entrambe le controversie furono in grado di rivolgersi grazie alla diversa consistenza delle forze politiche. In campo dogmatico, invece, grazie alle discussioni teologiche avvenute nel V e VI secolo. Entrambi gli scismi erano dunque relitto e conseguenza dello sviluppo del Sesto Concilio Ecumenico, nonché i canoni del Secondo Concilio in Trullo. Possiamo vedere quanto la Chiesa nel VII secolo fosse condizionato dall'eredità della età antica, specie dalle questioni monofisita e del nestorianesimo, e in ambito disciplinare e organizzativo dalle conclusioni del Concilio di Calcedonia 451. Sul piano della discussione teologica, specie in relazione all'affermazione che in Cristo esiste un'unica energia e volontà, il VII secolo, rispetto allo sviluppo nel IV e nel V, portò alcune novità. Tuttavia la discussione proseguì a lungo sulla base di analisi dei testi del IV secolo e del V secolo. Le fonti danno impressione che la gran parte dell'attività fosse dedicata alla soluzione dei problemi teologici e al problema del rapporto con le nuove gentes e le sostegno. Le grandi questioni teologiche che dominavano la Chiesa nel VII secolo coinvolgevano soltanto marginalmente le strutture ecclesiastiche di questi regni barbarici. Una questione particolare riguarda riporti tenuti dalla Chiesa con le formazioni barbariche e le relative popolazioni che erano pagane o appartenenti ad altre religioni, come ad esempio gli arabi in Asia, in Africa, i bulgari, i avari, gli slavi e i longobardi in Europa. Qui ovunque sopravvivevano modesti resti dell'organizzazione ecclesiastica risalente al periodo antico, tali da non offrire alla Chiesa un adeguato e opportuno sostegno. Di fronte ai molteplici problemi posti dalla situazione delle molteplici necessità, essa si percepì tutto impotente e indusse a stare sulla difensiva. Della catastrofe che colpì questo estero territorio dell'antico mondo cristiano, le fonti presentano due interpretazioni, anche queste risalenti all'antichità. La prima, già presente in San Agostino e più sostenuta esplicitamente da Papa Gregorio, attribuiva la causa della catastrofe la vita peccaminosa condotta dai cristiani. La seconda rappresentava una possibile via uscita da quella situazione. Imperatore ortodosso, vincendo la guerra, la guerra, avrebbe salvato il perduto mondo cristiano e rinnovato la situazione precedente. Questa interpretazione, che si fondava evidentemente sulle esperienze di riconquista di Giustiniano in Occidente e sulla
riconquista di breve durata ottenuta da Eracleo in Oriente, data la situazione di allora, era del tutto irreale. Rimane in dubbio fino a che punto questa idea presente nelle lettere del Papa all'imperatore fosse stata realmente pensata o fosse stata soltanto una forma retorica di cortesia. Grazie al professor Raiko Bratos, sia per lo sforzo di comunicare con noi in italiano, ma anche perché, ve lo devo dire, aveva davanti a sé un testo in font più o meno 9. Io mi sarei già cavata 2 occhi, tutti e 2. Lei non so come abbia fatto, complimenti. E per averci presentato questo quadro di una chiesa assolutamente lacerata all'interno e in grossa difficoltà con l'avanzare del barbaricum, diciamo così. Grazie. Chiamo al tavolo dei relatori il professor Roberto Greci dell'Università degli Studi di Parma. Benvenuto. Il quale ci porterà dal Regno al Gargano, analizzando i luoghi di culto longobardi. Dunque, Grazie. Ringrazio la Presidente naturalmente per avermi concesso la parola, ringrazio gli organizzatori e per l'ospitalità anche al convegno. Ringrazio soprattutto il professor Gabriele Archetti per la sua amichevole insistenza e capacità di persuasione. Allora, egli, il duca di Benevento Grimoaldo, era un grandissimo guerriero e dovunque famoso. In quegli anni i greci vennero per depredare il santuario del Santo Arcangelo sul Monte Gargano, ma Grimoaldo mosse contro di loro con il suo esercito e li annientò. Queste sono le parole di Paolo Diacono e il primo luogo della storia in cui si fa riferimento all'Arcangelo Michele, o meglio, indirettamente, all'oraculum di Monte Gargano a lui dedicato. Un riferimento diretto all'Arcangelo, cioè alla sua apparizione, si avrà solo in un altro momento decisivo per la storia del popolo e dello Stato longobardo, e cioè quello relativo allo scontro tra il re Cuniperto e l'usurpatore Alais. Alais, insuperbitosi per la vittoria contro i Bavari che reggevano Bolzano, si asseragliò nel castello di Trento, ribellandosi apertamente al re Pertarito e mettendo in fuga le forze inviate dal re. Il figlio Pertarito, Cuniperto, non solo impedì che il re facesse giustizia del ribelle, ma spinse il padre ad assegnare a quest'ultimo il ducato di Brescia, pericolosa base per l'ulteriore accrescimento del suo potere. Libera volontà o piuttosto necessità, la scelta di Cuniperto sta di fatto che di lì a poco Alais occupava il palazzo di Ticino con un affondo facilmente prevedibile. Parte dirigente nei fatti che seguiranno saranno gli ecclesiastici e in primis il vescovo di Ticino, disponibile ad una mediazione pacifica per scongiurare l'ostilità che il ribelle manifestava nei confronti di tutti i chierici. L'atteggiamento bestiale di Alachis, rappresentante della fronda ariana, spinse gli ecclesiastici a difendere la legittimità del potere di Cuniperto per evitare che la ferocia e la rozza barbarie occupassero il regno, compromettendo il processo di acculturazione e di integrazione faticosamente perseguito dalla Chiesa. E così, nella battaglia di Coronate, avvalendosi di armati proditoriamente costretti a seguirlo con promesse o con la forza, ne è un esempio l'episodio riguardante i friulani messisi in marcia per soccorrere Pertarito, ma costretti a giurare fedeltà ad Alais presso il ponte sulla Livenza, non lungi da Cividale, non se la sentì alla fine di affrontare il nemico, perché, queste le sue parole, tra le sue lance vedo l'immagine del santo Arcangelo Michele, su cui gli ho prestato giuramento, ubi ego illi iuravi. Da un lato la nuda forza che sconfina nella violenza, dall'altra una legittimità che affondava in sacre formalità, garantita e difesa da un'angelica divina emanazione. Due battaglie, la prima quasi certamente enfatizzata nella narrazione di Paolo Diacono, in cui si scontrano realtà e progetti diversi sia sul piano politico-militare sia sul piano delle sensibilità religiose. Persistenze di paganesimo, arianesimo, cattolicesimo romano, influssi bizantini.
Su tutte queste divisioni l'arcangelo San Michele si innalza per fare prevalere le giuste armi dei Longobardi, quelle di Grimoaldo nel contesto meridionale e quelle di Cuniperto nella Langobardia Maior. Di San Michele dunque trattiamo, presente nei testi vetero e neotestamentari, diffusamente venerato in Oriente sia nella Frigia bizantina, dove già nel IV secolo aveva sostituito precedenti culti pagani, dando poi origine a narrazioni agiografiche e a cristianizzazione di santuari, ne ha un esempio la chiesa di Coney, o nella valle del Nilo, come attestato da leggende e racconti copti. Un culto che ritroviamo anche in Italia in età prelongobarda, tanto a Ravenna, dove nel 545, durante la guerra gotica, il banchiere Iulianus finanziava l'erezione di San Michele in Africisco, così Agnello Ravennate, quanto al sud, dove la nascita del culto sul Gargano è collocata dalla tradizione tra V e VI secolo. La venerazione in Oriente, con le narrazioni dei relativi miracoli, potrebbero indubbiamente aver influito sull'espansione del culto anche in Occidente e in Italia in particolare, in zone che, per vari motivi, erano collegate a Bisanzio. Ma sempre in Oriente si era manifestato un interesse del potere politico per legare a sé il potere di San Michele, cosa che ritroveremo appunto in età longobarda. Tale interesse risaliva già a Costantino, come emerge dalle narrazioni relative all'origine e alla cristianizzazione, conseguente ad un sogno micaelico dell'imperatore, del santuario di Sostenium sul Bosforo, e alla fondazione a Bisanzio del Micaelion, dove storie di apparizioni, di guarigioni, di acque miracolose garantiscono l'afflusso di bisognosi e devoti. Riferimenti ci sono nel Sozzomeno e in Malala. Che Costantino abbia un ruolo importante nell'individuare in San Michele la manifestazione del sostegno divino verso l'autorità imperiale è poi evidente, d'altra parte, già in Eusebio di Cesarea, laddove nella storia ecclesiastica si racconta dell'adozione del Labarum con la croce e la conseguente vittoria. Un ruolo di protezione della forza legittima costante, che determinerà l'iniziale timore dei generali di Anastasio ad attaccare i rivoltosi traci di Vitaliano, indebitamente rifugiate, sì, ma snidati poi dall'imperatore, nella chiesa di San Michele, appunto a Sostegno, nel 515. Un ruolo che il santo mantiene o rinnova anche al tempo di Giustiniano, costruttore o restauratore di molte chiese dedicate a San Michele in Bisanzio, quando, negli anni, come si è detto, quando registriamo testimonianze di avvii del culto in Italia. Ma tornando al Gargano, sappiamo che intorno a questo luogo sacro, che presenta forti analogie con luoghi sacri precristiani, si sviluppano leggende e testi agiografici, come sempre complessi, di non facile datazione e di ardua interpretazione. Non è il caso qui di discutere i significati e la valenza storica dei contenuti della vita di San Lorenzo, vescovo sipontino, piuttosto che del libro dell'apparizione di San Michele sul Monte Gargano. Sono matasse che forse non sono neppure districabili fino in fondo, ripresi e modificati nelle complicazioni della storia complessiva della penisola e massimamente nel clima di fibrillazione legato alla presenza di Costante II. Ma è lecito pensare che l'episodio della vittoria favorita da San Michele dei Langobardi di Grimoaldo sui bizantini che minacciavano di saccheggiare a modi barbari e pagani il santuario garganico servisse per affermare l'unicità e la legalità del potere longobardo in concorrenza con altri poteri che di San Michele si erano avvalsi o avrebbero potuto avvalersi. Il ruolo dei vescovi nei fatti narrati, in queste narrazioni agiografiche, la cautela con cui essi avviano interlocuzioni con il pontefice romano per comprendere il senso delle apparizioni e per gestire il culto relativo, sono spie delle contingenze storiche di un'area in cui anche le istituzioni ecclesiastiche, sollecitate da tradizioni e da poteri diversi, diventano sensibili alla mutevolezza del quadro geopolitico in cui Grimoaldo si muoveva con indubbio successo. Tutti elementi che già un secolo fa erano stati segnalati come il segno di alleanze del Papa con i Longobardi in chiave antibizantina nell'Italia meridionale.
Strategie adatte alla complessa situazione dell'Italia meridionale che Grimoaldo non esita ad esportare, divenuto re anche nell'Italia settentrionale, in un momento in cui le divisioni e i rischi per il regno, dopo la scomparsa di Ariperto, diventano tangibili ma forse superabili grazie a progetti di maggiore compattamento dei domini longobardi nella penisola, progetti che possono ben avvalersi anche dell'uso della dimensione religiosa. Non tuttavia nel senso di una imposizione dell'arianesimo di contro alla convinta cattolicità di Pertarito, e neppure se lo strumento, come stiamo dicendo, è l'assunzione di San Michele come protettore del popolo longobardo, nella incentivazione dei pellegrinaggi nei luoghi sacri, perché non di religiosità popolare, che pure può esserci stata, mi sembra che qui si tratti, ma di una religiosità rivolta alle elite militari longobarde, di cui bisognava ridurre conflittualità e aspirazioni. Il pellegrinaggio, anzi, e qui apriamo una breve parentesi, è pratica presente lungo tutto l'Alto Medioevo. Gli occidentali vanno nei luoghi santi nonostante le difficoltà che affliggono nel VII secolo il quadrante mediorientale. Ostacoli concreti si affacceranno solo nella seconda metà del IX secolo, come emerge dalle lettere dei patriarchi di Gerusalemme a bizantini e occidentali. E già prima, peraltro, cominciava la concorrenza di Roma come meta di pellegrinaggio, esaltata dalla interpretazione escatologica del saccheggio di Alarico da parte di Agostino. A Roma compaiono dunque pellegrini non italici, franchi e anglosassoni, stando alle fonti agiografiche o agli scritti di Gregorio di Tours, religiosi o personaggi di alto rango per chiedere assoluzioni, protezioni o legittimazioni dal Papa, la cui autorità andava crescendo. L'intera penisola italica ne risulta coinvolta, tanto da registrare la comparsa di luoghi di ospitalità che favoriscono il controllo di una pratica non sempre vista di buon occhio neppure da parte ecclesiastica. Anche se attestati soprattutto in età carolingia, essi risalgono quasi certamente all'età longobarda. Però, come lo xenodocchio del San Salvatore di Brescia o quello pavese, detto della Regina, che nel IX secolo troviamo dipendere da San Salvatore. Pellegrinaggi dunque. Ma Liutprando in realtà ne avrebbe favorito la diffusione, sgravando le donazioni pro anima ad essi destinate e fondando, secondo la tradizione, il monastero di Berceto, significativamente posto sul passo di Monte Bardone a protezione della via che conduceva a Roma. Non è un caso, infatti, che dalle carte private emergano in questi anni figure come quella di Pertualdo che, pellegrino di ritorno da Roma, fece una donazione al monastero di Sant'Arcangelo di Lucca, siamo nel 720, vincolando i monaci al dovere dell'ospitalità. Ma tale atteggiamento favorevole non è stabile e sembra legato a contingenze politiche che di lì a poco sarebbero mutate. Al tempo di Rachis, più sorvegliati saranno gli spostamenti di persone verso Roma e più serrati i controlli ai confini. Ostacoli che ritornano e si inaspriscono nella legislazione di Astolfo relativa agli ospizia. Tra le scole peregrinorum romane dell'VIII secolo troviamo anche quella dei Longobardi e un loro ospizio, Santa Maria in Campo, San Salvatore de Ossibus, ma risalgono in realtà ad anni successivi alla caduta del regno. San Michele, esportato per motivi di cui si è detto, si rifugia in contesti più tranquilli, ma potenzialmente non meno significativi per il potere politico. A Pavia, ad esempio, dove la chiesa di San Michele, forse fondata da Grimoaldo, acquisisce la funzione di chiesa palatina. È qui che si rifugia un Ulfo, fedele uomo di Pertarito, oggetto del magnanimo perdono di Grimoaldo, che anche nella magnanimità sembra ricalcare modelli imperiali e che sembra perseguire credibilità nei confronti di Bisanzio e di Roma. Il culto di San Michele è dunque funzionale a questa più alta dimensione, che non si esaurisce nel contesto militare, una valenza che serve per dare corpo a una crescente efficacia ed autorevolezza della regalità longobarda, non tanto o non solo dell'etnia, come poteva essere nel contesto meridionale. E in tale linea San Michele, sostituendo la vittoria, poté apparire sulla monetazione di Cuniperto, presentando un potere sovrano che nel cristianesimo trovava una legittimazione e in San Michele una sicura protezione.
A questo punto, tra VII e VIII secolo, il culto del Gargano può attrarre pellegrinaggi di significato nazionale di personaggi degni di nota. Se la visita di Cuniperto nel 691 è leggendaria, restano comunque attestate presenze e interessi nei confronti del santuario, visto come sede del santo protettore del regno. Essi sono forse da collegarsi alla prosecuzione di una politica di integrazione delle varie parti del regno nell'età di Lutprando, ma anche più negativamente alla crisi e ai rischi dell'età di Desiderio. Per il primo punto mi pare eloquente il pellegrinaggio romano di Petronace, cittadino di Brescia, diretto forse anche al Gargano, ma dirottato da Papa Gregorio a Cassino per restaurare la regola cenobitica nel monastero, oltre che per espiare la distruzione del monastero da parte dei Longobardi, ma anche una distrazione dalla velleità di controllo insita in una più spinta penetrazione nel tessuto sacrale potenzialmente cementante dei Longobardi meridionali. Per il secondo punto ricorderemo non tanto la leggenda del pellegrinaggio al Gargano di Ansa, ma la figlia del Perca vi si recherà realmente, quanto la sua decisione di dotare il santuario di strutture di accoglienza per i pellegrini che da Roma andavano a Gerusalemme, acquisendo il merito di rafforzare vieppiù e di pubblicizzare il legame tra l'Arcangelo e il Regno. Se un revival in questa direzione vi fu, si trattò di una strategia tardiva e in ogni caso la percezione del santuario garganico come santuario nazionale continua a sembrare problematica, così come una eventuale piena e sistematica strumentalizzazione del culto di San Michele. A tal proposito, alcuni studi hanno messo in evidenza, in effetti, che nel contesto meridionale le dedicazioni a San Michele sono per lo più tarde, collegabili ai flussi romani o ad una ciclica rivitalizzazione del culto in chiave di celebrazione del potere regio imperiale. Perfino i monasteri settentrionali, anche quelli di fondazione longobarda, non Antola Bobbio, avrebbero scarsamente contribuito a diffondere l'uso di questa dedicazione. Dalla vita di San Colombano sappiamo di una spelunca frequentata da Colombano, dotata di una chiesa dedicata a San Michele, che solo nel X secolo il monastero acquisirà, e solo nel XII-XIII, in un inventario del monastero, ritroviamo menzionata con nonchalance una pietra ubi Sanctus Michael stetit, evidentemente mai nelle sue potenzialità pienamente sfruttata, mentre invece in Italia centro-meridionale, Spoleto, Benevento, Capua, Salerno, il culto di San Michele sembra avere goduto, mi attengo sempre all'età longobarda, di maggiore fortuna, anche perché si irradiava da luoghi di antica sacralità e di mai interrotte pratiche cultuali. Gargano, ma anche Monte Laureto presso Putignano e San Michele di Olevano sul Tusciano. E come tale il santuario quindi continua. Se così è, non so se sia un eccesso di enfasi qualificare i siti micaelici santuari palladi efficaci della fede e dell'identità religiosa dei Longobardi. Se è vero ciò che abbiamo cercato di dire, più che di culto nazionale, dobbiamo vedere un culto dell'elite longobarda funzionale ad un esercizio del potere di tono e di intensità variabile. Nonostante tutto, però, la tradizione longobarda continuava, magari in maniera intermittente, a farsi sentire. Tornando a Bobbio, tramite una fonte del X secolo, i Miracula Sancti Columbani, rimastici in una sorta di continuazione della vita Sancti Columbani di Giona, sappiamo che nel 929, quando i beni del monastero fondato nell'età di Agilulfo vennero minacciati dall'avidità di potenti locali, conte e vescovo di Piacenza in primis, si avviò una contesa giudiziaria in cui l'abate Gerlanno pensò bene di esibire le spoglie di San Colombano riesumate e portate in processione e pellegrinaggio attraverso le proprietà minacciate. Un uso delle reliquie eccezionale per l'ambito italiano, a Pavia, per ottenere da Ugo, erede del potere regio dei Longobardi, l'auspicata giustizia contro aspirazioni particolari e localistiche, una eredità in corso per molti aspetti di inarrestabile indebolimento, come verrà più tardi denunciato dalle onoranzie Civitatis Papiae, siamo già nell'11. E il corpo, accolto da una folla enorme, veniva deposto proprio nella chiesa di San Michele Maggiore. Il luogo del santo manteneva il ruolo avviato qui nell'età di Grimoaldo. Continuità, persistenza,
che, venendo assai più avanti nel tempo, appaiono sempre più ardite, come quelle che, collegando San Michele all'atavico spirito religioso delle etnie germaniche, in particolare delle loro elite, guidarono la scelta di raffigurare nel monumento dedicato alla celebrazione delle battaglie delle nazioni di Lipsia un San Michele tutt'altro che luminoso, immemore della complessità di significati e dei limiti che stavano all'origine dell'età longobarda, bensì cupamente rinchiuso in una impenetrabile armatura a fianco della quale veniva collocata la scritta Gott mit uns. Grazie. Grazie anche al professor Roberto Greci per la puntualità e per questa relazione, direi inedita, nel senso che ha avuto un punto di osservazione assolutamente inedito per me, almeno, che è quello della geografia, partendo da San Michele come santo e come culto, oggetto aggregante anche appunto di una società, di alcune elite, che lei l'ha sottolineato almeno 2 volte, Grazie. di elite militari, però Grazie. insomma di elite. Grazie A lei. E visto che è stato interdisciplinare, l'ultimo intervento lo affido a Laura Pani dell'Università di Udine, alla collega Laura Pani, che ci parlerà della costruzione dell'Historia Langobardorum di Paolo Diacono. Paolo Diacono è stato onnipresente, stamattina non c'è relazione che non l'abbia citato, era impossibile farlo, ma sembrava quasi di vederlo seduto tra voi, quindi vediamo ora. Finalmente questa è la prima relazione in cui lui è esplicitamente citato nel titolo. A te la parola. Grazie Elisabetta, ringrazio molto gli organizzatori per l'invito, per questa opportunità di incontrare tanti colleghi e anche di tornare a un mio grande amore, che è la storia dei Longobardi di Paolo Diacono. Allora, 2 cose molto veloci su come è strutturata, sull'opera in generale, e poi entro subito in medias res. L'Historia Langobardorum è notoriamente l'ultima, non è solo forse la più nota delle opere di Paolo Diacono, ma è anche l'ultima da lui composta. È strutturata in 6 libri, ciascun libro è preceduto da una tabula capitulorum, anche se su questo dirò 2 parole tra un attimo. Questi 6 libri sono di lunghezza diseguale, sia in termini di numero di capitoli che ciascuno di essi contiene, sia in termini di estensione dei capitoli stessi, sia in termini anche di estensione dell'arco cronologico che ciascuno di questi libri copre. Ho messo, visto che siamo qui a parlare di lui, il nome di Grimoaldo, di cui si parla nel 4º e nel 5º libro. Ha già detto stamattina Marco Stoffella che Grimoaldo ha una certa centralità nell'Historia Langobardorum, e questo ha fatto interrogare anche sulla possibile audience di quest'opera, l'audience che Paolo Diacono poteva avere in mente quando l'ha scritta. Nel corso della narrazione, diciamo dalla fine del 2º libro in avanti, succede una cosa strana, cioè sembra che Paolo Diacono in qualche modo aggiusti il tiro e da semplice storia dei Longobardi voglia fare una cronaca universale, una sorta di storia universale, perché comincia a narrare gli eventi che in contemporanea avvenivano, riguardavano l'impero bizantino, riguardavano i franchi, riguardavano la Chiesa, eccetera. Lidia Capo ha detto più o meno la stessa cosa, dicendo aggrega attorno ai Longobardi gli eventi di contesti vicini e lontani. Il progetto dell'Historia Langobardorum da parte di Paolo Diacono sembra essere partito molto da lontano, perché è preannunciata per ben 2 volte nell'Historia Romana, sia nell'epistola dedicatoria da Del Perga, sia poi a conclusione dell'opera, proprio l'ultima frase dell'opera, 23° capitolo del 16° libro, Paolo Diacono dice porterò avanti, proseguirò la narrazione fino ai giorni nostri. Quindi l'Historia Romana è stata composta negli anni 60 dell'VIII secolo, quindi sembra che l'intenzione
di scrivere l'Historia Langobardorum sia partita da lontano, ed effettivamente poi l'Historia Langobardorum dal secondo libro in avanti sembra allacciarsi direttamente all'istoria romana, quindi riprendere dove l'istoria romana si era fermata. L'Historia Langobardorum è ricca di riferimenti autobiografici e anche di riferimenti cronologici e topografici, che quindi possono costituire degli appigli, dei termini post-quem o ante-quem, insomma post-quos direi, per capire le tappe della costruzione dell'Historia Langobardorum. Riferimenti cronologici autobiografici a precedenti momenti della vita di Paolo, come la permanenza al seguito di Carlo Magno a Thionville, cosa che avvenne tra il 781 e il 782, la composizione della Vita Gregori, la composizione soprattutto del Liber de Episcopis Mettensibus, che viene dato già per composto e fu composto, questo lo sappiamo con certezza, nel 784. C'è un termine cronologico, un riferimento cronologico che è stato molto enfatizzato quando Paolo Diacono nel primo libro dice che i Gepidi sono tuttora sottomessi al duro governo degli Avari. Siccome gli Avari poi furono sconfitti da Carlo Magno nel 796, questo 796, questo usque hodie, è considerato un termine antequem. C'è un altro termine che post-quem, forse non particolarmente significativo come termine cronologico, ma secondo me dal punto di vista forse terminologico, che è il 774, definito Langobardorum Perditionem. E ci sono due riferimenti topografici che secondo me sono abbastanza importanti, che riguardano Monte Cassino nel 26esimo capitolo del primo libro e nel 40esimo del sesto, a cui ci si riferisce con l'avverbio e l'aggettivo dimostrativo huc unc, che indica un posto, un luogo vicino a chi parla e in questo caso a chi scrive. L'Historia Langobardorum è probabilmente incompiuta. Questo non tanto perché si ferma al 744, che potrebbe essere stata una scelta con la morte di Liutprando, ma perché sembra mancare di una rifinitura finale da parte di Paolo. Manca di un prologo, diversamente da tutte le altre opere di Paolo Diacono, ci sono delle incongruenze importanti nelle tavole dei capitoli, ci sono dei barbarismi anche nella tradizione più risalente, nei manoscritti più antichi, e questo ha fatto sì che la conclusione a cui si è giunti è che Paolo Diacono ha composto l'Historia Langobardorum alla fine della sua vita, lasciandola incompiuta per il sopraggiungere della morte, e le due edizioni critiche esistenti dell'Historia Langobardorum riflettono, vogliono fotografare un po' quest'idea, cioè stemma a 4 rami proposto sia dai monumentisti nel 1878 sia da Crivellucci nel 1918, edizione quella di Crivellucci però parziale perché limitata ai primi 3 libri. Comunque stemma a 4 rami, capostipite per i monumentisti un presunto archetipo, per Crivellucci un presunto originale. In realtà la tradizione manoscritta dell'Historia Langobardorum sembra raccontare una storia un po' diversa. Allora, innanzitutto c'è una tradizione manoscritta piuttosto risalente, perché ci sono almeno una dozzina di manoscritti del IX secolo su 119, che è il numero attuale dei testimoni interio-frammentari, dei testimoni medievali interio-frammentari di quest'opera. Tra questi non mi soffermo sul celebre palinsesto di Assisi, perché è appunto un manoscritto palinsesto molto parziale, le parti conservate dell'Historia Langobardorum sono molto parziali e in una scrittura onciale che
per definizione difficile da localizzare, oltre che da datare, ma in questo caso soprattutto da localizzare. Però appunto la tradizione manoscritta più risalente è attestata da una serie di manoscritti che per ragioni paleografiche sono riconducibili all'Italia settentrionale e alla prima metà del IX secolo. Tra questi c'è il nostro vicino di casa, il cividalese XXVIII, e da una serie di manoscritti oltralpini in relazioni testuali, in particolare con uno di quelli italo-settentrionali, anche questi del IX secolo, da una serie di manoscritti francesi che forse non sono proprio databili alla prima metà del IX secolo, però sono comunque databili al pieno IX secolo. Ebbene, questi manoscritti più antichi sembrano attestare degli stadi diversi della composizione dell'Historia Langobardorum. Non tanto il cividalese, che è un manoscritto completo al netto dei guasti materiali che sono poi subentrati successivamente, ma sicuramente il sangallese 635, per non parlare, e non ne parlo perché scoperchierei un vaso di Pandora, del berlinese Philips 1855, che contiene una storia dei Longobardi senza Longobardi, quindi con solo le parti che non parlano di Longobardi. Sicuramente questi testimoni antichi invitano in qualche modo a ripensare a quell'idea dell'Historia Langobardorum come un'opera statica che a un certo punto da Montecassino, morto Paolo Diacono, comincia a circolare. Invitano a ripensare anche gli spostamenti biografici nella vita di Paolo Diacono, di cui noi conosciamo abbastanza bene le tappe essenziali, ma di cui non conosciamo però la cronologia esatta, perlomeno per molte di queste tappe. E anche invitano a riflettere sulla eventuale volontà o meno di Paolo Diacono o anche di altri di far circolare o meno l'Historia Langobardorum. Ci sono alcuni loci critici della trasmissione manoscritta dell'Historia Langobardorum, li ho indicati qua, sono le stesse tavole dei capitoli, due capitoli in particolare, il 26esimo del primo libro e il 40esimo del sesto, e alcuni componimenti inversi degli epitaffi che sono inseriti nel secondo, nel terzo e nel quinto libro. Per ragioni di tempo parlerò solo di uno di questi, che è il capitolo 26esimo del primo libro, in cui si parla di San Benedetto. E il capitolo è così strutturato: c'è un'introduzione con riferimento anche ai dialoghi di Gregorio Magno, dopodiché Paolo Diacono dice: e anch'io ho scritto in onore di questo santo, e segue appunto, dice: ho scritto questo Carme in distici elegiaci, e segue un lungo Carme in distici elegiaci, 140 e rotti versi. Dopodiché Paolo dice: e ho scritto anche un inno in onore di San Benedetto, e segue un inno liturgico, anche questo appunto in dimetri giambici, di una sessantina di testi. Il capitolo poi si conclude con la cosiddetta Pars Marciana, cioè un episodio della vita di San Benedetto narrato da un'unica fonte, che è questo semisconosciuto, o diciamo pure sconosciuto, poeta Marco Cassinese, la cui opera è trasmessa da un Codex Unicus conservato a Cassino. Dunque molti manoscritti, tra cui un numero consistente di quelli più antichi di origine italo-settentrionale, omettono le parti inversi e omettono la Pars Marciana. Questo è il Sangallese 635, in cui, come potete vedere, l'estensione del capitolo è di poche righe, a differenza appunto dei manoscritti e poi dell'edizione critica, in cui questo capitolo occupa diverse pagine, i componimenti appunto, ripeto, sono molto lunghi, e questo capitolo si ferma proprio alla frase introduttiva del Carme, dice: ho composto anche questo Carme in distici elegiaci. Dopodiché manca tutto il resto del capitolo e si passa direttamente al 27esimo capitolo.
Faccio notare che io prima parlavo dei riferimenti dei riferimenti topografici, in particolare quello a Monte Cassino. Venendo qua a Monte Cassino, questo riferimento topografico si trova proprio nel 26esimo capitolo del primo libro, questo appunto su San Benedetto, e proprio nella cosiddetta Pars Marciana. Quindi questo potrebbe far pensare che, eccolo qua, potrebbe far pensare appunto che ci sia stata una prima versione dell'Historia Langobardorum che ha cominciato a circolare fuori da Monte Cassino, che Paolo Diacono si proponeva di completare e ha effettivamente completato poi una volta giunto a Monte Cassino. A questo punto ci si chiede qual è la tradizione manoscritta dell'Historia Langobardorum in Italia meridionale. Allora, noi non abbiamo manoscritti italo-meridionali dell'Historia Langobardorum del IX secolo. Sappiamo che esisteva perché è usata come fonte in almeno 2 opere, che sono i Gesta Episcoporum Neapolitanorum e l'Historia Langobardorum Beneventanorum di Erchemperto. E sappiamo però, questa è un'acquisizione abbastanza recente di Flavia De Rubeis, che un manoscritto, una copia, una Historia Langobardorum si trovava in Italia meridionale perché risulta da una lista di libri copiata nei margini, insomma, dove vedete qui la cornice, di un manoscritto di Cava dei Tirreni, manoscritto della fine dell'VIII secolo, lista probabilmente di mano, se non contemporanea, di poco posteriore. Quindi è attestata la presenza di questo libro, questa Historia Langobardorum, in Italia meridionale, in epoca decisamente risalente. Ci sono però una serie di manoscritti più tardi che in qualche modo sono di origine o comunque di ascendenza italo-meridionale. E citerò solamente il Plutei 6535 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, che è un manoscritto molto particolare, nel senso che è un manoscritto fatto sulla falsariga delle Bibbie atlantiche dell'Italia centrale dell'XI-XII secolo, ed è un manoscritto di origine dell'Italia centrale, che però contiene una raccolta di opere storiche, non solo l'Historia Langobardorum, ma anche l'Historia Romana di Paolo Diacono, di cui vedete qui l'incipit, e altre opere storiche, Orosio, eccetera, di ascendenza italo-meridionale, perché appunto collezioni delle stesse opere nella stessa sequenza si trovano in altri manoscritti di origine o comunque appunto di provenienza italo-meridionale. Rispetto ai loci critici a cui ho accennato, questo manoscritto si comporta grosso modo nella stessa maniera. Aggiungo che è un manoscritto molto particolare per quanto riguarda il quinto libro, perché in questo quinto libro il manoscritto si comporta in modo strano. Il quinto libro è un libro che anche nella versione, diciamo, che conosciamo dell'Historia Langobardorum presenta qualche problema di cronologia, come se Paolo Diacono, nel voler narrare parallelamente le vicende di contesti diversi, facesse qualche difficoltà nel mantenere la contemporaneità, e qui noi in questo manoscritto abbiamo dei fenomeni un po' strani che fanno pensare che il copista di questo manoscritto avesse davanti del materiale ancora non messo a pulito, per così dire, in cui ancora doveva decidere dove collocare cosa. Concludo quindi, è probabile che l'Historia Langobardorum sia stata composta in un arco di tempo più ampio di quanto creduto, quindi non negli ultimi anni necessariamente della vita di Paolo, e soprattutto è possibile che sia circolata in momenti diversi e da ambienti diversi, cioè prima dall'Italia settentrionale, forse in ambienti di corte, e poi in un secondo momento da Monte Cassino.
Manca, questo credo che si possa insomma dire con una certa sicurezza, di una rifinitura finale da parte di Paolo Diacono, e questo appunto, come ho già detto, invita a riflettere su innanzitutto, che è quello che si fa ormai da alcuni anni, su il potenziale pubblico che Paolo Diacono aveva in mente quando l'ha composta, e anche su chi ha deciso di far circolare questa opera e con che intenti e con che ragioni. Grazie. Grazie anche a Laura Pani per questo affondo specialissimo, direi, che ci costringe a riflettere una volta di più, però, perché l'abbiamo citata tante volte, è la fonte prima che usiamo per questo periodo, ma che ancora nasconde tutta una serie di segreti in una qualche misura estremamente affascinante. Credo che le pance chiamino al piano terra, quindi nel Foledor mi dicono. Buon appetito a tutti e grazie della pazienza di questa mattinata.